Eccoci dunque, buongiorno a tutti, ben ritrovati con Sveglia Trieste, mercoledì 12 giugno. Oggi saremo in compagnia di Marcello Medau, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale, dalle 8 circa fino alle 9. Dico circa perché aveva avvisato che arriverà qualche minuto dopo. Dalle 9 alle 10 invece torna il dottor Dino Cafagni, esperto di storia e cultura triestina. Ribadiamo che la puntata, quindi l'ora in compagnia del dottor Cafagna, la si svolge prevalentemente ascoltando l'argomento che ci propone, e quindi è uno spazio più divulgativo che di interazione, al netto di eventuali domande, e quindi con lui chiuderemo la trasmissione odierna. Andiamo a leggere la pagina meteo, visto che questo clima, o meglio queste giornate sono molto bizzarre, piogge anche violente che si scaricano nel giro di poco tempo, qualche ora, poi esce il sole, quasi da poter andare anche a prendere il sole nel lungomare triestino. La presenza di una saccatura sull'Europa centro-occidentale determinerà la prosecuzione dell'instabilità atmosferica a causa dell'afflusso di correnti sud-occidentali umide e progressivamente più fresche. Anche per oggi cielo da nuvoloso a coperto, con rovesci e temporali sparsi, alternati a pause più asciutte. Le piogge potranno essere anche intense, in particolare però verso est, quindi attenzione, possibile qualche temporale forte nella notte, poi anche in serata, specie tra bassa pianura e costa, soffierà buona moderata sulla costa. L'infrarosso che illustra la perturbazione sulla zona orientale della penisola, più sui Balcani e sulla Venezia Giulia. Anche tutti gli altri monitor che guardano al satellite e alle precipitazioni istantanee confermano questa situazione di altalenanza tra piogge e bel tempo. Questo per quanto riguarda oggi. Invece domani fino al mattino cielo nuvoloso con residui rovesci e temporali sparsi, dal tardo pomeriggio cielo poco nuvoloso, buona moderata sulla costa. Le previsioni migliori guardano a venerdì e sabato, e quindi tendenzialmente un fine settimana che sarà più a marcatura estiva che come dire tardo autunnale, come la stiamo guardando adesso. O meglio tardo primaverile come la stagione chiede sia chiamata. Andiamo poi a leggere le notizie del piccolo come ogni mattina. Abbiamo visto la pagina meteo, quindi attenzione anche chi esce oggi che non si faccia tradire dal fatto che c'è magari il sole. Consigliamo di tenere un ombrello sempre a portata di mano, ombrello solo quando non c'è vento, chiaramente. A Trieste lo sanno bene. Ex Silos, scontro sullo sgombero, l'opposizione attacca dopo l'ordinanza del sindaco di Piazza, ordinanza che rivedremo tra poco, o meglio spiegata tra poco dal servizio che abbiamo mandato in onda ieri. Ordinanza firmata dal sindaco che ha di fatto intimato in 15 giorni lo sgombero del silos dalle persone che sono all'interno, la bonifica, visto che le condizioni igienico-sanitarie sono pessime all'interno del silos, e poi anche la chiusura degli spazi, onde evitare che si rientri ad accamparsi là dentro. Tante volte però abbiamo visto anche chiusure del silos con recinzioni varie che ne volevano impedire l'accesso, e puntualmente sono state poi riaperte. Vedremo come andrà anche questa volta. Aumentano le richieste d'aiuto per pagare l'affitto, a pagina 27 vedremo anche questa emergenza abitativa. La Lega meglio che altrove, ma il Friuli Venezia Giulia con Fratelli d'Italia ha mutato colore. Questa è la mappa del voto, il dopo elezioni che guarda anche nella regione Friuli Venezia Giulia come si è andati al voto in termini provinciali. E poi il Trieste ci riprova, ancora grande pubblico, stasera gara 4 a Valmaura contro Cantù, tifosi in coda nella notte per i biglietti. Altro possibile match point per la pallacanestro Trieste contro Cantù, sempre in casa al palazzetto di Valmaura, con la possibilità di con una vittoria di andare in Serie A1. La pallacanestro Trieste ci è andata vicino lunedì sera, è mancato un punto per arrivare al pareggio, ovviamente un canestro da 2 punti per riuscire
ad arrivare in Serie A. Ci riproveranno questa sera, appuntamento alle 21. Europei di calcio 2024, domani regalo l'inserto, perché per chi segue anche il calcio non soltanto a livello magari locale o dilettantistico, ma anche a livello internazionale, tra poco comincerà l'Europeo, dove l'Italia avrà un girone tutt'altro che semplice. Nella stessa graduatoria ci sono la Spagna, la Croazia e l'Albania, e proprio con l'Albania l'esordio dell'Italia sabato sera nel suo Europeo. E domani con il piccolo ci sarà un inserto che andrà a fare il punto sulle squadre, su come ci stanno arrivando a questo Europeo, ovviamente un focus particolare sugli azzurri di Spalletti. La carica dei 1544 maturandi triestini pronti alla prima prova, le scuole sono terminate, ma per chi è alle prese con gli esami termineranno un po' più avanti. Ci sono le prove di maturità, sono 1544 i ragazzi delle scuole superiori di Trieste che si preparano ad affrontare l'esame di maturità. Il via il 19 giugno con gli iscritti, ultimi giorni di studio prima della prova di italiano, cui seguirà quella diversa per ogni indirizzo, e poi i colloqui conclusivi. Si arriverà ai primi di luglio, solitamente gli ultimi orali si svolgono proprio nella prima metà di luglio, tendenzialmente, poi varia anche in base da istituto a istituto quanti sono gli studenti che andranno all'esame, anche in termini di numeri delle scuole stesse. Cisint, l'Islam è un'emergenza, la mia battaglia continua nell'Unione Europea. Da Monfalcone a Strasburgo porterò avanti in modo forte la mia battaglia anche da eurodeputata. L'Islam è un'emergenza vera, servono nuove norme a livello europeo. Così Anna Cisint, la sindaca eletta a Strasburgo, sindaca di Monfalcone, che ha collezionato moltissime preferenze per queste elezioni e questa candidatura europea. La secessione dal nord del Carroccio, il commento di Bordignona, pagina 25. La fotonotizia, giovane disperso in mare dopo la serata con gli amici, e Giampaolo Sarti, a pagina 26, racconta cosa è successo sul racconto delle persone lì presenti. Voleva scherzare, voleva fare una bravata per far ridere gli amici, e così si è tuffato in acqua, solo che erano le 4 di notte, lui era ubriaco e c'era brutto tempo, pioveva, faceva freddo. 24 anni, marocchino, richiedente asilo, si è buttato da un molo del Porto Vecchio, non è più riemerso. In questa foto le ricerche con i sub, ieri elicottero della protezione civile, diverse imbarcazioni che hanno battuto la zona via mare, poi i sommozzatori sott'acqua, l'elicottero dall'alto per scorgere eventuali segnali della presenza del ragazzo, ma fino ad oggi, adesso, fino al momento, non vi è stata traccia del corpo, della figura di questo 24enne. Macchinario high-tech per gli interventi a cuore aperto, a pagina 29 la spiegazione della nuova apparecchiatura che servirà proprio per interventi di una certa delicatezza. Sabato chiude di nuovo il raccordo autostradale da Prosecco a Sistiana. È importante comunicarlo in tempo, perché molti si ricorderanno le lunghe file di qualche weekend ormai passato, dove la chiusura del raccordo dalla fine della strada costiera, per intenderci, ha comportato lunghe code, soprattutto nello snodo proprio dell'autostrada, prendendola da Trieste. L'intelligenza artificiale nel cellulare, nelle nostre vite, la sfida tra Big Tech investe il consumatore finale. È difatti recente la presentazione di Apple Intelligence, il sistema più intelligente personale per iPhone, iMac, iPad e Mac, che unisce la potenza dei modelli generativi al contesto specifico dell'utente per offrire un'intelligenza altamente utile e pertinente. E per chi poi un minimo ha voluto anche approfondire la questione, c'è anche una battaglia industriale, chiamiamola così, attorno alla possibilità e la volontà del gruppo Apple di inserire strumenti di intelligenza artificiale nei prossimi modelli di telefono. Perché chi
ha sviluppato in maniera importante sviluppato la generazione dell'intelligenza artificiale con le piattaforme oggi web ma anche app che si trovano disponibili. Facciamo un nome su tutti: Elon Musk, il patron di Tesla per intenderci, ha già promesso battaglia legale qualora dall'azienda di Cupertino, la Apple, dovessero arrivare integrazioni nei prossimi modelli di quello che è stato uno sviluppo che lo stesso Musk ha portato avanti, quindi una sorta di concorrenza sleale, e ha detto: vieteremo, ha detto Musk, i modelli del telefono in oggetto a tutti i dipendenti, quindi diciamo diventa anche un messaggio mediaticamente importante, ma insomma poi al cittadino finale magari poco interessa. L'utile è avere un qualcosa che funzioni e che ti possa in certi aspetti anche rendere la vita più facile, per quanto poi si sollevano molti capitoli relativi alla privacy e alla sicurezza, ma è tutto un altro paio di maniche che non saremo qui ad approfondire perché non ne abbiamo le competenze, almeno io. Andiamo alle pagine centrali del Piccolo, il dopo elezioni. Ciriani, sindaco, si rimane per la vita, ma tutti questi voti non me li aspettavo. Il eurodeputato pordenonese di Fratelli d'Italia ha ottenuto 44.000 suffragi, non male come termini di preferenze. Il partito più votato comune per comune, il confronto tra i risultati del 19 e il 24, la mappa di come è andato il voto nel 2019 vede una regione, Friuli Venezia Giulia, tendenzialmente verde, con qualche capitolo rosso dove si è preferito il Partito Democratico o il Sud Tirol, il Volkspartei. La nostra regione ha una vocazione agricola e industriale e mi piacerebbe occuparmi di questi temi, ha detto Ciriani. Guardando la mappa, questo macchione verde che vedete qui, come cambia la geografia dei voti. Fratelli d'Italia diventa il più votato quasi ovunque. Il politologo Feltrin dice Lega in calo, ma meglio che altrove. Ecco come cambia. Dunque, facciamo un passo indietro. Questo è il voto del 2019 e dunque di 2019 voto comune per comune, qui è frazionato per provincia. La Lega aveva preso con il pallino verde per lo più tutta la regione, tranne il Partito Democratico e il Sud Tiroler che avevano strappato la dominanza di voti in queste province, in questi territori. Adesso invece è tutta un'altra situazione, o meglio 2024, Fratelli d'Italia, che è il colore blu, che ha preso voti praticamente in tutta la regione, tranne un angolo di Lega, soprattutto nel nord della nostra regione e in altre province, come quella che riguarda poi, in cui è inserita Monfalcone, grazie all'apporto e alla spinta del sindaco Cisint. Forza Italia, che prende voti un po' dovunque, ma per lo più in un comune della provincia di Pordenone. Il Partito Democratico, che tiene nella zona della provincia di Trieste e qualcosa nella provincia di Gorizia. Poco però rispetto alla forza di Fratelli d'Italia, che ha in qualche modo dettato la linea in regione. Lo vedete, la mappa parla chiaro, i voti sono andati per lo più al partito di Giorgia Meloni. Cisint, la mia battaglia continua a Strasburgo, ora norme europee contro l'islamizzazione. Dopo il pieno di consensi, la prima cittadina di Monfalcone rilancia le sue idee, la sua volontà di occuparsi del tema. Vannacci, ho fatto meglio di lui in Friuli Venezia Giulia, ma condividiamo idee, valori e la voglia di combattere l'integralismo. L'intervista di Piero Tallandini ad Anna Maria Cisint, proprio sulle sue intenzioni adesso da eurodeputata. Qui in mezzo fra Salvini e Fedriga, Cisint con il bottino di voti andrà dunque nel contesto europeo del Parlamento. Autonomia e giustizia, la vittoria di Meloni spinge le riforme per calmare gli alleati. Il ministro Ciriani, che è il fratello del sindaco di Pordenone, adesso investito della carica a suon di voti di preferenze di europarlamentare. Dicevamo il ministro dei rapporti col Parlamento Ciriani, oggi cominceranno le votazioni alla Camera, il Sud penalizzato, siamo qui per garantire il contrario. Calderoli sa che la sua legge finirà alla Corte Costituzionale per un giudizio di legittimità se alcune regioni faranno appello, e quindi
il tema dell'autonomia rimane nell'agenda del governo. Il rilancio del centro-sinistra si gioca attorno al programma Zan del Partito Democratico. Se uniamo i partiti di opposizione e centrodestra non ha la maggioranza assoluta, e anche in questo caso c'è un'intervista, la firma di Albino Salmaso, ad Alessandro Zan, deputato del Partito Democratico, eletto anche lui a Strasburgo con oltre 93.000 voti. A nord-est porta anche il nome di quella legge, la legge Zan, che ha provato a entrare in Parlamento, poi sappiamo com'è andata. Ultimi conti, un seggio in ballo a nord-est in attesa di Roma, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Fratelli d'Italia e Forza Italia si contendono un eletto, attesa per le scelte dei big. Ci sono dunque ancora delle situazioni da dover definire in virtù di decisioni che prenderanno poi i singoli. Lizzi: non siamo poco europeisti, sul voto pesano reazioni emotive, l'europarlamentare uscente della Lega non ha centrato il bis. Sul mio futuro sono assessore a Buia e sto facendo un lavoro importante, mi prendo un po' di tempo sul resto, ha detto. La destra moderata si allea con Le Pen, la Francia piomba nel caos politico, accordo tra i neogollisti, les républicains e gli ultraconservatori di Rassemblement National. È la prima volta nella storia, e questo è stato un terremoto in Francia, che poi ha portato lo stesso presidente Macron a indire nuove elezioni. Bannon profetizza sugli Stati Uniti, il voto dell'Unione Europea come la Brexit, il referendum anticipò l'elezione di Trump. Parigi affossa le borse europee, lo spread tocca i 150 punti, Milano la peggiore. Ancora una giornata da dimenticare per le piazze finanziarie europee, con lo spread schizzato a 150 punti, Milano la peggiore, meno 1,93% il conto finale, e l'euro, che a 1,073 sul dollaro, ha confermato i minimi da un mese. Il tutto mentre i mercati guardano all'inflazione statunitense e soprattutto alla Fed, la Federal Reserve. Andiamo avanti. Dal G7 alla cena dei leader, von der Leyen lavora al bis, la Presidente uscente della Commissione dell'Unione Europea cerca sostegno per la riconferma, ma i socialdemocratici pongono il veto su Meloni, in ballo anche i top jobs nell'Unione Europea, la Presidente della Commissione Europea, l'alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri e le politiche di sicurezza, il Presidente del Consiglio Europeo e il Presidente del Parlamento Europeo. Queste sono le figure, i ruoli di vertice che saranno poi oggetto di è sbagliato dire trattativa, ma di un compromesso che dovranno cercare i gruppi e le coalizioni europee. La Premier si prepara e spinge per Belloni, questo è il summit a Roma sul G7. Per noi la linea rossa è l'alleanza o la trattativa con l'estrema destra dei conservatori e riformisti di identità e democrazia. La sfida di Putin, navi russe a Cuba, i razzi ipersonici vicino all'America, esercitazioni nell'Atlantico, Stati Uniti e Canada seguono la flotta, le manovre di Minsk e Cremlino con armi tattiche nucleari, quindi Russia e Bielorussia che si muovono nei pressi di Cuba. Qui Vladimir Putin in foto, l'intelligence dello zar accusa Kiev di essere coinvolta nell'attacco al Crocus, ancora rivendicazioni su fatti già accaduti. Hamas, sì alla risoluzione ONU, spiragli d'intesa nella striscia, spetta a Washington monitorare, Israele ripete che non accetterà prima di raggiungere gli obiettivi. Per il leader del movimento a Gaza, inviava lettere con scritto le morti dei civili ci aiutano. Questo poi emerge dai servizi segreti anche come propaganda, ognuno per portare acqua al proprio mulino su come sta proseguendo il conflitto. Ribadiamo però che è un conflitto che sta portando a tantissimi morti innocenti, o meglio civili, che poco o nulla hanno a che fare con i bombardamenti, e questo è il danno maggiore di ogni conflitto armato. Crocevia, Borgo Egnazia, il debutto del Papa al G7, un vertice di guerra, uno snodo politico tra tavoli e incontri, nell'agenda ci sono l'Ucraina,
l'intelligenza artificiale, la Russia, l'Africa, i rapporti con Pechino, con i due conflitti ancora una volta a tener banco. Il pontefice parlerà venerdì, questa è l'agenda del Papa. Via dalla nave, agenti in fuga dall'albergo galleggiante, cabine bagni sudici, e fuga dall'hotel galleggiante destinato a ospitare circa 3.000 tra poliziotti, carabinieri e finanzieri chiamati a garantire la sicurezza del G7 a Borgo Egnazia. La Mykonos Magic, ormeggiata al porto di Brindisi, si è rivelata infatti una pensione ad una stella, con cabine sporche, scarichi intasati, senza aria condizionata, non certo l'ambiente ideale per il riposo del personale in divisa che sarà impegnato in intense giornate di lavoro per assicurare che il vertice si svolga senza incidenti. Quindi la protesta anche di chi si è ritrovato all'interno di questi luoghi non proprio secondo le aspettative. Hunter Biden è colpevole, ora rischia 25 anni di carcere, il verdetto della giuria per il possesso illegale di un'arma. È la prima volta nella storia degli Stati Uniti per il figlio di un presidente in carica che ha già assicurato che non intende graziare il figlio. Ora il presidente può dire, riferendosi a Trump, che nessuno è al di sopra della legge, e questa è un'altra situazione che tiene banco negli Stati Uniti, più giudiziaria che politica, ma sappiamo poi come la politica, soprattutto perché a novembre si voterà per il nuovo presidente degli Stati Uniti, saprà, lo diciamo in termine sarcastico, utilizzare anche questa situazione per portare la politica a parlare anche di altro. Andiamo al collegamento con la sala operativa della polizia locale per il consueto bollettino mattutino, o meglio andare anche a capire se ci saranno avvenimenti in questa giornata che possono interessare la viabilità. Buongiorno al commissario Fulvio De Grassi. Buongiorno Guglielmo, a lei e tutti i telespettatori. Cominciamo con il dire che per quanto riguarda la serata di ieri, la nottata, avevamo ancora interventi fermi dal pomeriggio a causa della pioggia, smottamenti, cadute di alberi varie, che anche durante, ripeto, la serata di ieri sono stati pian pianino esperiti dalle nostre pattuglie come interventi. Perciò molti disagi sia nella giornata di ieri che quella precedente. Speriamo che oggi sia un po' meglio, anche se il tempo non è dei migliori. Per quanto riguarda la giornata odierna abbiamo in nota varie cose per quanto riguarda i lavori, ma più che altro a livello autostradale e grande viabilità triestina. Attenzione, niente di particolare tranne la chiusura della Galleria Cars in direzione Trieste, ripeto, in direzione Trieste, la galleria del raccordo autostradale 13. Ci sono stati ieri delle segnalazioni di particolari incrementi di traffico ovviamente sulla ex camionale BVH, perciò attenzione a chi deve transitare in zona. I lavori della chiusura della galleria dureranno sono previsti almeno fino al 22 giugno. Questa mattina alle 10 e poi anche nel pomeriggio alle 18 ci saranno degli alzi a Maina Bandiera Solleni in Piazza Unità per una cerimonia che interessa tutta la città. Ripeto, alle ore 10 e alle ore 18, come sempre al momento dell'alza e della Maina Bandiera ci sarà un'interruzione del traffico veicolare sulle rive. Ancora questa sera alle 21 la partita del basket contro Cantù, prevista notevole affluenza come anche è successo l'altro ieri, perciò ci sarà. Abbiamo perso il collegamento. Per il resto al momento non abbiamo particolari interventi in atto al momento, il traffico è tranquillo, vediamo un po' come evolve la giornata. Speriamo bene, grazie, una buona giornata e un buon lavoro. Una buona giornata e un buon lavoro a tutti voi. Dunque l'appuntamento poi stasera alle 21 al Palazzetto, ma lo ribadiremo anche nel corso della giornata. Ancora dal piccolo il rapporto dell'emergenza, parliamo delle carceri in questo caso, il sovraffollamento carcerario, il collasso infatti a nord-est, l'affollamento sfiora il 140% della capienza prevista, in Friuli Venezia Giulia impennata di arresti, l'effetto dei confini chiusi. A Udine è promosso uno sciopero della fame a staffetta, 60 le adesioni. Ci sono diversi
spazi di approfondimento. Il garante Pittaro che dice: a tale ritmo si ritorna al picco del 2010. A Padova un'eccezione virtuosa con la situazione nelle carceri, e poi a Trieste in 2 dentro celle con VC a vista, cosa che è stata condannata, in qualche modo sollevata proprio per la dignità anche del carcerato. Il sovraffollamento poi è riassunto in questa raccolta di dati con la fotografia della situazione in Italia al 31 marzo 2024. I detenuti sono 61.049, la capienza però è di 51.178 posti. Il 4,3% sono donne, il 31,3% sono stranieri. Nel 2010 il picco delle presenze in carcere è stato di 67.961 detenuti, il numero più alto della raccolta dati, 331 unità al mese, la crescita media delle presenze. In Friuli Venezia Giulia 678 detenuti per 475 posti, in Veneto 2617 detenuti su 1947 posti. I tassi di affollamento medio più alti a livello regionale vedono la Puglia in testa, poi la Lombardia, ma c'è anche Friuli Venezia Giulia con il 142,7% dell'affollamento medio. Ovviamente parliamo di medie, quindi ci sono province che vanno in un senso, chi in un altro, ma la media supera il 100%, vuol dire che tutti bene o male soffrono di questa emergenza. A Udine infatti il 179% nei singoli istituti più affollati, viene inserita anche Udine tra le città italiane, in testa Brescia con il 209,3%, poi Lodi, Foggia, Taranto, Roma, Regina Coeli, Varese e come detto Udine. La media italiana della crescita delle presenze 7,7%, in Friuli Venezia Giulia del 14,9%, in Veneto del 7,7%. Gli stranieri in Friuli Venezia Giulia 42%, il 31,3% è la media italiana e il 50,6% in Veneto. Il Friuli Venezia Giulia ha un numero alto anche soprattutto per essere una regione di confine. Il dato singolo degli istituti sugli stranieri si segnalano a Padova 63,2%, a Trieste il 60,34%. C'è poi un altro aspetto che molti conoscono, se ne parla forse poco, il dato dei suicidi. Da inizio 2023 in Italia 101 nelle carceri, 1 in Friuli Venezia Giulia, 10 in Veneto. E questi sono i dati riportati dalla fonte Antigone, Associazione per i diritti e le garanzie del sistema penale, dati poi raccolti dall'ANSA. Il quadro statistico si chiude nella pagina successiva, l'impaginazione in qualche modo la dobbiamo dividere in 2. I delitti commessi 1.228.454 in Italia dal 1 gennaio al 31 luglio, quindi si parla di 7 mesi, dell'anno scorso, del 2023, 5,5% in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. I principali tipi di reati imputati ai reclusi sono contro il patrimonio, per lo più, 34.126, contro la persona, e quindi tutto ciò che riguarda aggressioni, violenze, stupri, eccetera, sono 26.211, e poi la legge droga 20.566, quindi spaccio e quant'altro. Per lo più però contro il patrimonio, quindi sono reati che vanno a toccare l'erario, che vanno a toccare i conti pubblici o anche le frodi ai danni di singoli, che siano aziende o persone. I reclusi e i suicidi crescono nel silenzio, detenuti abbandonati dalla classe politica. Questo è l'allarme del coordinatore nazionale dell'osservatorio di Antigone. Sono molto preoccupato, dentro si respira un clima pesantissimo. Noi ora andremo in pubblicità, cambieremo pagina, semplicemente andremo avanti con il piccolo tra poco, quando ricominceremo con la rassegna stampa. Ci vediamo tra qualche minuto.
Bene, riprendiamo la rassegna stampa. Prima leggiamo una mail, dice Giorgio Marchesic che ci scrive: vorrei ringraziare i cittadini del comune di San Doligo della Valle d'Olina che hanno votato l'8 e il 9 giugno, poi la Federazione del Territorio Libero di Trieste, permettendomi così di essere eletto consigliere comunale. Il mio impegno ovviamente sarà a 360 gradi in difesa di tutti i cittadini di quel comune e dei loro diritti garantiti dai trattati internazionali che sono anche legge dello Stato amministratore italiano. Cordiali saluti Giorgio Marchesic, complimenti a Marchesic per essere entrato in consiglio comunale, poi lo avremo, lo avremo di nuovo ospite in questa trasmissione prossimamente. Andiamo a leggere la pagina del Piccolo che si occupa di affari regionali. Il 29% dei laboratori in Friuli Venezia Giulia è allo stesso tempo caregiver. I risultati di un sondaggio condotto dalla SVG per l'associazione The Banfield, rilevati i riflessi negativi per chi assiste su tempo libero, umore, affetti e lavoro, e non è secondaria questa ricerca, anzi il 29% di chi si dichiara caregiver, cioè le persone che si fanno carico della gestione del malato aiutandolo nelle incombenze della vita quotidiana, in Friuli Venezia Giulia non lo fa per lavoro e ha un'altra occupazione. Questa percentuale rappresenta i cosiddetti caregiver informali ed è il primo dei dati che emergono dal sondaggio svolto dalla SVG per conto dell'associazione The Banfield, presentato ieri nella sala Predonzani della regione Friuli Venezia Giulia. Persone sole in aumento, dare risposte è urgente, sempre dall'assessore Rosolen questo messaggio. L'aeroporto è decisivo per connettere Friuli Venezia Giulia, ha detto il presidente Marano. Leggendo di recente l'articolo di Roberto Morelli non posso fare a meno di sottolineare l'importanza cruciale che il nostro aeroporto ha nel colmare il gap infrastrutturale della regione, specialmente in un periodo di attesa per il miglioramento dei collegamenti ferroviari e autostradali. L'aeroporto del Friuli Venezia Giulia rappresenta un'infrastruttura leggera, essenziale, capace di garantire collegamenti rapidi ed efficienti sia nazionali che internazionali, ha detto Marano. Cronaca. E siamo a Modena, ammazza la moglie e va dai carabinieri, la agghiacciante confessione di un ingegnere di 48 anni, sono stato io a ucciderla, il cadavere si trova nel furgone qui fuori. Femminicidio nel centro di Modena, l'origine del gesto, la contesa per i figli, lunedì la sentenza dell'affido alla madre, questo è accaduto come detto a Modena. Altre notizie della cronaca del paese: feriti con una roncola, ex fidanzato della figlia confessa l'aggressione. A Genova una feroce vendetta. A Napoli, travolta sul kayak, c'è una svolta, un soccorritore finisce indagato. La tragedia è accaduta domenica, l'accusa è di omicidio colposo e di omissione di soccorso. Si tratta di un noto avvocato napoletano, è il proprietario di uno dei 3 scafi individuati. L'accusa invece è di evasione fiscale, i giudici chiedono 4 anni per l'ex leghista Pivetti. Il PM di Milano Giovanni Tarzia ha chiesto una condanna a 4 anni di reclusione per l'ex presidente della Camera Irene Pivetti, a processo davanti alla quarta penale per evasione fiscale e autoriciclaggio per una serie di operazioni commerciali nel 2016 del valore di circa 10 milioni di euro, in particolare la compravendita di 3 Ferrari Gran Turismo, che secondo l'accusa sarebbe servita per riciclare proventi frutto di illeciti fiscali. È una bella macchina la Ferrari Gran Turismo. Picchiato dal badante, gravissimo, un 94enne gli aveva chiesto un caffè. Al secondo giorno di lavoro come badante ha picchiato violentemente il 94enne che doveva accudire, riducendolo in gravissime condizioni. Per questo i carabinieri della stazione di Porta Portese hanno fermato con l'accusa di tentato omicidio un uomo di 31 anni dello Sri Lanka. A scatenare l'ira del badante la richiesta di un caffè da parte dell'anziano. Per le botte il 94enne ha riportato diverse fratture delle vertebre lombari, delle costole, del cranio e anche la perforazione del polmone. Questo, come detto, accaduto pochi giorni fa. Andiamo a vedere, questa intanto è la locandina di Geo Adriatico, presentato ieri. Avrà luogo il 14 giugno all'Università degli Studi di Trieste, sala atti Cacciaguerra, guerre, migrazioni e pace, strategia italiana e multireligiosità nella nuova Africa, una tavola rotonda, ci sono diversi relatori insomma, di una certa portata che parleranno di questo e di altro, quindi un incontro dedicato alla geopolitica. Sversamento di idrocarburi in mare, 800 metri di barriere galleggianti,
l'ipotesi della perdita di una nave al largo di Pola, l'incidente in prossimità di Capo Promontore, 100 persone al lavoro per scongiurare danni ecologici. Diplomazia al lavoro per la scuola di Albona con l'ambasciatore che se ne fa carico. Assemblea panserba, Washington in campo, mossa pericolosa. L'ambasciata statunitense a Sarajevo addita la dichiarazione di unità voluta da Vučić e Dodik. Attacco all'integrità della Bosnia, con il dialogo anche molto teso molte volte tra Stati Uniti e Serbia. Blair e le bombe del 1999. Non mi sono mai pentito di aver aiutato il Kosovo. La celebrazione 25 anni dopo, con le poi anche parole del ex premier britannico Tony Blair. Il ritorno di Geo Adriatico, l'abbiamo visto un attimo fa alla locandina, tra guerre e migrazioni, il Mediterraneo al centro. Saranno questi gli argomenti principali che si svilupperanno nella serie di conferenze e tavole rotonde, la kermesse del patrocinio del Senato, della Camera, della Farnesina e della Regione Friuli Venezia Giulia. Riconvertire l'oleodotto TAL per far viaggiare l'idrogeno, la proposta di Taylor, coordinatore di Nord Adriatic Hydrogen Valley, società transnazionale tra Friuli Venezia Giulia, Slovenia e Croazia. A regime produrrà 5.000 tonnellate di combustibile all'anno. L'energia è alla base di tanti conflitti nella storia umana, dobbiamo garantire che le nuove soluzioni siano una fonte di pace. È una gran verità quella pronunciata da Stephen Taylor, coordinatore del progetto Nord Adriatic Hydrogen Valley, come poi nella matrice di tantissime guerre ci siano gli interessi economici, il denaro e molte volte anche il petrolio o lo sfruttamento comunque delle risorse utili a generare energia un po' in tutte le zone del mondo. Meno impatto sul clima? Si pensi anche alla dieta. Il tema, in particolare il concetto di climate justice, è diventato di primissimo piano per TVAS, cioè l'Accademia delle Scienze dei Paesi in via di sviluppo, i più colpiti dai fenomeni estremi. Un vegetariano che mangia tantissimo formaggio produce più emissioni di una persona che sceglie il pollo, ha detto il coordinatore dei progetti UNESCO TVAS Max Paoli, guardando anche, non solo ed esclusivamente o in maniera preponderante, ma anche alla dieta come un aspetto da dover guardare con attenzione per i cambiamenti climatici. Con Apple l'intelligenza artificiale sbarca sull'iPhone, la Big Tech entrano nella corsa dall'intelligenza artificiale. Cupertino si allea con OpenAI per portare ChatGPT sui suoi sistemi operativi. La novità arriverà attraverso l'integrazione ad iOS 18, iPadOS, sempre 18, e macOS Sequoia. Tra le funzioni i writing tools per rielaborare e riassumere un testo ovunque lo si scriva. Intanto Google sta lavorando su Gemini, Microsoft con Bing, attesa per le mosse di Meta e di Amazon, i grandi colossi mondiali dell'high tech, dei social, delle ricerche su internet, insomma le grandi aziende, quelle che fatturano come tutto il mondo messo assieme praticamente, ovvero Google, Microsoft, Amazon e il gruppo Meta, si stanno muovendo a passi spediti verso l'integrazione dell'intelligenza artificiale nei propri dispositivi o nei propri motori di ricerca per l'appunto. Fincantieri, intanto, ok all'aumento per l'acquisizione di VAS, disco verde dell'assemblea straordinaria del gruppo a Trieste, operazione da 500 milioni. Obiettivo il superpolo nel settore sottomarino. L'aumento di capitale di Fincantieri era atteso da tempo dal mercato. Il CEO Folgero accelera l'acquisizione di VAS da Leonardo, che nelle strategie sarà il primo passo per la creazione di un superpolo nel business del settore subacqueo. Ieri il titolo ha ceduto l'1,56% a quota 0,57 euro in una giornata, va detto, molto negativa a Piazza Affari sui mercati in generale, a causa dell'effetto Fed e delle elezioni europee, con una variazione percentuale che ha visto i mercati quasi tutti, almeno quelli europei, chiudere in negativo. Whitehead Alenia Sistemi Subacquei, la VAS in cifre, con il proprio
la propria produzione tra Livorno e Pozzuoli e i dati finanziari dell'azienda. Esportazioni in frenata, la cantieristica salva il Friuli Venezia Giulia, l'indagine IRES sui dati Istat che guardano il primo trimestre del 2024, la cantieristica tiene a galla le esportazioni regionali in termini numerici. Pioggia di dividendi per Delfin, forziere degli eredi del vecchio, e poi il roadshow del Leone sui rischi informatici generali e le piccole e medie imprese. Blue Energy più sostenibile con i parchi fotovoltaici, le multi-utility con sportelli anche a Trieste e Gorizia. Eni mette sul mercato il 10% di Saipem, e poi in ripresa quest'anno le vendite di vino più 2,6%, ma i consumi calano. Questo è il rapporto invece di Mediobanca. Pensione a 70 anni per i trentenni di oggi, l'INPS aggiorna il simulatore online. Fino al 2028 l'età del ritiro per vecchiaia resta a 67 anni. I calcoli rispecchiano gli incrementi della speranza di vita. Questo è il nuovo simulatore pensioni INPS con il traguardo che si sposta sempre più in avanti come età, in particolare per chi si è affacciato da poco nel mondo del lavoro. De Nora via la più grande gigafactory di idrogeno, siamo però in questo caso vicino a Milano. La borsa la saltiamo, ma la secessione del nord della Lega è l'articolo di Fabio Bordignon. Qui ci sono due persone sostenitori della Lega Pontida nel 2015 con un atteggiamento molto battagliero, insomma molto convinto rispetto alle posizioni della Lega nel 2015, e poi quelle parole dei politici cadute nel vuoto della memoria, scrive Franco Belci nell'altro articolo che leggiamo accanto. Andiamo alla cronaca di Trieste. Disperso in mare dopo la festa con gli amici, un 24enne marocchino si tuffa senza più riemergere. Partecipava a un ritrovo a base di alcol con altri ragazzi che poi sono fuggiti. Il fatto ieri notte in Portovecchio, a dare all'allarme una giovane triestina presente al momento del fatto. Ricostruiamo anche noi questa vicenda con il servizio che è andato in onda nel telegiornale, ribadendo che i soccorsi hanno operato tutta la giornata di ieri. Al momento, quindi anche adesso, alle 7:47 di mercoledì 12 giugno, non si hanno tracce del ragazzo. Un festino notturno a base di alcol finito in modo tragico. Un ventenne marocchino all'alba di oggi è precipitato in mare fra il molo terzo e il molo quarto del Portovecchio. Poco dopo sono scattate le ricerche dei vigili del fuoco. L'episodio è avvenuto attorno alle 4. Il ragazzo si trovava in compagnia di una sua coetanea e altri giovani stranieri. È stata la stessa amica del ventenne, dopo aver assistito alla scena, a chiamare i soccorsi, mentre gli altri stranieri si sarebbero dileguati dopo l'incidente. In Portovecchio, tra gli spazi abbandonati, era in corso una festa con bevande alcoliche. Secondo quanto appreso, il cittadino di origine marocchina, probabilmente pesantemente alterato dall'alcol, si sarebbe tuffato in mare come bravata davanti agli amici. Poi però non è più riemerso. Dopo l'allarme sono arrivati i militari dell'operazione Strade Sicure e i vigili del fuoco con i sommozzatori. Una guardia giurata in servizio ha aperto le recinzioni per far passare i mezzi dei pompieri. Sul posto anche le forze dell'ordine e gli operatori della Capitaneria di Porto. Le ricerche in mare sono scattate subito ed è stato attivato anche l'elicottero della Protezione Civile. Sono scattate anche le ricerche di possibili testimoni. Secondo quanto emerge, i giovani stranieri con cui il ventenne si trovava sarebbero già noti alla polizia in quanto frequentatori dei magazzini abbandonati del Portovecchio. La ragazza che ha lanciato l'allarme è stata portata all'ospedale di Cattinara per le cure mediche a causa dell'abuso di alcol. Vedremo se nella giornata odierna ci saranno sviluppi anche su questo. Intanto la città battuta dai temporali, 60 interventi in 2 giorni, la situazione meteo che ancora per oggi e probabilmente per domani non darà una stabilità atmosferica, chiaramente con cielo sereno costante. Bisognerà aspettare circa venerdì, stando alle previsioni che abbiamo potuto conoscere in questi giorni. Andiamo al Silos. L'opposizione attacca sul Silos, lo chiudono senza alternative. Lo sgombero previsto tra 2 settimane finisce nel mirino del centro-sinistra, si apra l'ex mercato di Via Gioia e si garantisca un'accoglienza dignitosa dopo l'ordinanza firmata dal sindaco di Piazza, che riassumiamo nel servizio sarà sicuramente tema di dibattito politico in questi giorni, in attesa poi di questo sgombero.
anche perché all'interno ci sono ancora diverse persone e quindi sentiamo anche cosa ci ha detto ieri il sindaco rispetto alla collocazione di chi si trova oggi dentro il silos. Il silos di Trieste verrà sgomberato. La decisione è stata presa dal sindaco Roberto Di Piazza, che ha atteso la fine delle elezioni per emanare l'ordinanza che dispone lo sgombero dell'area, la bonifica e la chiusura del perimetro dell'ex magazzino al fine di non permettere più l'ingresso di migranti e senza tetto. Dopo il sopralluogo dello scorso 2 aprile del Dipartimento di Prevenzione della SUGI e la presa di coscienza, e non è una novità, delle condizioni fatiscenti dell'ex silos, soprattutto sotto il profilo igienico-sanitario, strutturale e di invivibilità per l'assenza di acqua corrente, elettricità e servizi igienici, nel giro di 15 giorni polizie e carabinieri entreranno nella struttura per far uscire gli occupanti per poi trasferirli altrove, probabilmente fuori città. Quindi scatterà la bonifica. Infine Coop Alleanza 3.0 sarà tenuta a sigillare quel posto, onde evitare che la situazione si ripresenti ancora. Allora ho fatto questa ordinanza, d'accordo ovviamente con la prefettura, e adesso andremo entro 15 giorni a liberare, poi la proprietà metterà sotto diciamo il tutto e finalmente non avremo quel disastro con quelle associazioni che ogni sera li portano di tutto. C'è gente che viene da altre parti del paese a Trieste, allora gli diciamo ci sono i toppi, ci sono il fango eccetera, invece questi arrivano perché queste associazioni ogni sera li portano di tutto di più. E poi arriva l'estate, adesso hai visto anche a Lampedusa, 400 in un giorno, bisogna stare attenti e d'altra parte dovevo decidere questo perché non si poteva fare altrimenti. A Trieste però i flussi di migranti in arrivo dalla rotta balcanica non sembrano essere cessati, motivo che in qualche modo potrebbe minare questa attività di sgombero, pulizia e chiusura del silos. Di Piazza in tal senso guarda il campo scout di Camposacro come una soluzione, pur battendo sempre sul tasto delle ex caserme ormai dismesse. Gli attuali verranno portati via con le corriere e sistemati in altri posti dell'Italia, del paese. Quelli che arriveranno, naturalmente nel frattempo lavoreremo su al Camposacro e vedremo di fare le cose. Ho detto abbiamo 160 caserme vuote in Friuli, bastava prenderne 2, attrezzarle, gli davamo da mangiare, l'assistenza sanitaria e tutto quello che serviva ed era risolto il problema, ma non sempre lo Stato, non i governi, lo Stato non ti ascolta. Ora leggiamo dal piccolo anche questa posizione dell'ICS sull'ex ostello a Camposacro. I lavori sono fermi, lo sgombero non è una soluzione ma una nuova forma di violenza che si aggiunge a quella che migliaia di persone abbandonate hanno dovuto subire in questi anni. Il Consorzio Italiano di Solidarietà, Ufficio Rifugiati Onlus, reagisce così all'ordinanza firmata dal sindaco Di Piazza che stabilisce poi lo sgombero, la chiusura, la polizia e quanto abbiamo già spiegato e anche sentito dal servizio. Aiuto per pagare l'affitto al comune, sono arrivate 2.564 domande, le richieste in aumento è esponenziale, il bando contributi per l'affitto chiuso il 24 maggio, in poco più di un mese ha raccolto 2.564 domande presentate da famiglie triestine alla ricerca di un aiuto per affrontare le spese per i canoni di locazione versati a proprietari privati. Il bando esclude infatti gli inquilini di alloggi di edilizia residenziale e pubblica ed è una forma di sostegno per chi non ha la possibilità di accedere agli alloggi sociali e questo dato permette di fotografare un'esigenza, una necessità da parte dei nostri concittadini che sono alle prese con difficoltà di varia natura, economiche o anche di pagamenti arretrati che comunque hanno sempre a che fare con un po' di indigenza o una necessaria richiesta di aiuto alle istituzioni. Caro casa e difficoltà abitative, laboratorio in Barriera Vecchia, progetto dell'Università di Trieste per immaginare un quartiere solidale. La docente Marchigiani dice molti edifici disponibili per l'autorecupero. Andiamo a leggere nella pagina successiva, operazioni a cuore aperto, macchina all'avanguardia per l'azienda sanitaria, presentata la tecnologia da 200.000 euro che sostituisce le funzioni vitali durante gli interventi. Al polo di Cattinara 550 prestazioni di cardiochirurgia nell'ultimo anno, tornati ai livelli pre-Covid. Questo in foto, in bella vista, è il macchinario, la nuova apparecchiatura nella sala operatoria, nella foto scattata da Massimo Silvano. Sono intervenuti i vari attori di questa situazione, il cardiologo Sinagra che dice le organizzazioni sanitarie vivono della qualità dei professionisti e della costante attenzione all'innovazione.
come abbiamo detto, ha osservato il direttore del Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare Gianfranco Sinagra. Evidentemente l'acquisto di una macchina cuore-polmone di ultima generazione da parte di Asusgi va nella direzione del secondo punto indicato nel breve elenco di Sinagra. Come terzo indicatore fondamentale, Sinagra sottolinea invece la necessità di una buona organizzazione di un dipartimento e di chi vi lavora. Poi hanno parlato anche l'assessore Riccardi e il direttore Poggiana. Sotto accusa per frasi omofobe, Tujak viene assolto in appello, questa è la notizia che leggiamo dal Piccolo. La Corte d'Appello di Trieste ha capovolto le sorti del processo a carico dell'ex pugile ed ex consigliere comunale di estrema destra Fabio Tujak, assolto perché il fatto non sussiste. Per i 2 post contro l'attivista LGBTQ Antonio Parisi. In primo grado Tujak era stato condannato per diffamazione a 2 anni di reclusione senza la sospensione condizionale della pena. I fatti sono riferiti ad alcuni anni fa, dopo che Parisi era rimasto coinvolto in un'aggressione a Rupin Grande. Tujak, non nuovo a certe uscite pubbliche nei confronti delle persone omosessuali, aveva pubblicato un doppio commento sui social network, quello russo VK. Un esponente LGBT è stato picchiato e scoppia il caso omofobia a Trieste. Siamo in campagna elettorale, succede ogni volta, ma forse ha litigato con il fidanzato per la vasellina. Questo è il post di Tujak. Il PM Montrone aveva chiesto una condanna a 10 mesi, poi salita a 2 anni con la sentenza di primo grado. Ieri la soluzione in Corte d'Appello, presieduta dal giudice Maria Grazia Balletti. La carica dei 1544 maturandi. Prima prova tra una settimana, ultimi giorni di studio e ripasso per i ragazzi chiamati ai 2 test scritti più l'orale, record per il Da Vinci Carli Sandrinelli, 276 allievi, aria condizionata al Petrarca. L'esame finale alle scuole superiori tra poco, dunque le prove, e poi ci sarà sempre nei giorni prima il tototema, se uscirà un autore o un altro, in quale sarà la versione di latino, quali saranno le tracce che hanno a che fare con la tecnologia, insomma si cercano in qualche maniera anche spiragli e dettagli che possano far pensare a quali saranno i temi scelti quest'anno. Per lo più sono argomenti che riguardano l'attualità, non strettissima per forza, ma che almeno possa abbracciare gli ultimi mesi, poi elaborata dagli studenti. Incontro pubblico sui temi della sanità, tra sfide e criticità, oggi alle 17 nella sala serbo-ortodossa di via Genova 12, il Coordinamento per la difesa della sanità pubblica a Trieste promuove un'assemblea pubblica durante le quali verranno restituiti i dati raccolti nei circa 3.000 questionari somministrati ai cittadini e ai banchetti con il coordinamento in conferenza. L'associazione Armonia trasloca al Teatro Basaglia Il Pellico è troppo caro. A settembre la nuova stagione che festeggia i 40 anni sarà ospitata all'ex OPP, scelta per ragioni economiche e per la chiusura del parcheggio del invece Teatro di Via Nanian. La rassegna dell'estate in cartellone con 9 commedie. Ieri è stato possibile andare a capire un po' di più sul cartellone di Restate in Armonia 2024 che al Teatrino Basaglia all'aperto dal 22 giugno al 17 agosto riproporrà una serie di rappresentazioni già che sono già state messe in piedi in quest'inverno. Vediamo. La 40ª stagione del teatro in dialetto triestino, in ripartenza a settembre, si svolgerà nel Teatrino Basaglia all'interno del Parco di San Giovanni e non più nel Teatro Silvio Pellico di Via Ananian. Questa novità, che coinvolge appieno l'Armonia, è stata illustrata questa mattina nel corso della presentazione di Restate in Armonia 2024, la rassegna estiva che sarà in scena dal 22 giugno al 17 agosto direttamente nella nuova sede di San Giovanni. Quest'anno al Teatrino Basaglia dell'ex OPP riprendiamo quasi tutto il cartellone dell'Armonia di quest'anno e dunque un'occasione per chi non ci ha visto di venire a vederci o a rivederci. Fondamentalmente il cartellone si ripete perché è proprio l'opportunità di dare a tante persone la possibilità di venire a vedere le nostre commedie, quelli che non sono potuti venire quest'inverno a teatro. È una formula che negli ultimi anni ha dato veramente dei risultati ottimi, di grande soddisfazione. Come è andato l'inverno invece? Molto bene perché abbiamo iniziato abbastanza bene, però la progressione durante tutta la
stagione è stata veramente importante e abbiamo raggiunto i risultati quasi del pre-pandemia, dunque un'ottima annata. 9 le commedie provenienti dal cartellone della 39esima stagione degli spettacoli in dialetto. Mamma mia, che pupoli! Sai frottole ma niente frittole, vegnerà anche Richard Gere a Trieste nel 1908 e il Destinse nella man, le stelle sta a vardar, tic tic che scandalo, Chino Gabori che tocca fal pal. L'estate di Trieste non può che arricchirsi anche dell'esperienza teatrale dell'armonia. È sicuramente un modo per rimanere legati anche alle nostre tradizioni, ma l'alta qualità degli spettacoli offerti direi che può essere interessante anche per chi arriva a Trieste e vuole conoscere anche gli aspetti linguistici della nostra città che fanno parte della nostra storia e sicuramente del nostro essere più profondo. Ancora un paio di pagine prima della pubblicità, poi chiuderemo la rassegna stampa nei primi minuti dal rientro dall'intervallo. I 117 dipinti donati alla città dai coniugi Luciani andranno a Revoltella, verrà allestita una mostra, ieri sono stati accolti in municipio e omaggiati dal sindaco, sono una coppia di persone, sono signor Luciani e moglie che hanno donato tutti questi dipinti al comune di Trieste che realizzerà una mostra proprio in occasione di questa donazione. Concerto di musica classica, una prima in Grotta Gigante, note al centro della terra, il 20 giugno con i talenti del Tartini, sabato da Prosecco a Sistiana, raccordo autostradale chiuso, importante notizia di servizio, la viabilità sarà interdetta dalle 20 fino alle 6 di domenica con uscite obbligatorie, già alle 13:30 circolazione su una sola corsia per l'arrivo di tre travi da 46 metri, il cantiere del cavalcavia che dunque modificherà la viabilità. Prima ispezione sotto il Fugnan, ora il georadar, siamo a Muggia, da una vita si parla delle ispezioni e dell'inquinamento nei pressi del Fugnan. L'estate muggesana scalda i motori tra artisti di strada e carnevale agostano, le iniziative confermate dopo i buoni risultati conseguenti all'edizione 23 dell'anno scorso. Manutenzione del verde, 2 imprese adottano i giardini e il lungomare, questo è il bando del comune di Muggia. Andiamo alle elezioni amministrative sul Carso. San Dorligo della Valle caccia il posto in giunta e dall'aula esce Gombaz. Con la vittoria, dopo la vittoria di Coretti ci sono ancora le discussioni insomma in corso per la giunta che sarà. I flop e le uscite di scena, gli sconfitti delle comunali sono stati diversi infatti a concorrere, ma a vincere poi è uno solo o un gruppo solo. Crovatine e Cosmina in festa presto i nuovi esecutivi, anche le 2 ricandidate sindaco andranno a creare la propria giunta a stretto giro. 10 giorni a Trieste, in Friuli Venezia Giulia per i ragazzi italo-americani alla ricerca delle radici. Chi infatti magari ha anche un cognome prettamente italiano, ma dell'Italia non ha conosciuto fondamentalmente nulla. Il viaggio della NIAF con questi ragazzi che andranno a scoprire un po' il loro passato italiano, sebbene poi siano nativi ormai statunitensi. Ci fermiamo per la pubblicità e pagina sportiva la rivedremo tra poco quando ritorneremo in diretta. Bene, ben ritrovati in diretta con Sveglia Trieste, vedete al mio fianco Marcello Medau, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale, ben trovato Medau. Grazie, buongiorno a tutti, buongiorno Bernardo, buongiorno ai nostri telespettatori. Le faccio vedere anche per chiudere la nostra rassegna le pagine sportive, ma in velocità. Trieste stasera ci riprova, spinta da un grande pubblico alla rincorsa del Paradiso, alle 21 Valmaura gara 4 contro Cantù, vincendo Ruzziere e compagni centrerebbero la promozione, altrimenti sabato sarà gara 5 di nuovo a Desio, dove la Pallacanestro Trieste ha vinto le prime 2, quindi si gioca un altro match point in casa questa sera, dopo che lunedì per pochissimo non è riuscita a centrare il risultato. Faremo un forte tifo. Erano tutti pronti alla festa, insomma, un po' rovinata, fra virgolette. Ma sport sta andando bene ultimamente, pensiamo anche agli europei di
di atletica. Sì, assolutamente, un gran medagliere. Quando un governo va bene, va un po' bene tutto, no? È un gran medagliere. Ma sono convinto, sai, di questa teoria. Sì? Cioè, sì, teoria puramente mia, basata sul nulla, però in realtà io sono pienamente convinto, quando va bene va un po' tutto bene. Però, allora, adesso glielo dico per ridere, Medao, perché ovviamente nel 2006, quando l'Italia vinse il mondiale, sì? mi pare che c'era un governo di centrosinistra. Sì, però dico, vuol dire che in quel momento... Adesso vado a memoria. Di fatto ho detto che era basata su niente la mia No, teoria. no, vabbè, lo si dice per scherzare, sì. Intendiamoci. Biglietti ancora a ruba in coda nella notte sotto la pioggia per aggiudicarseli, questo riguarda il sold out, il tutto esaurito, diciamolo in italiano, per quanto riguarda l'affluenza di questa sera. È stabilito con 6.314 un nuovo record stagionale delle presenze, non male. Christian e Reyes d'accordo, resettiamo questa amarezza, pronti a un'altra battaglia guardando la partita di stasera. Fernandez ritorna in Italia ma lo farà con la Reyer, lo zampino di Dalmasson. Il Lobito aveva annunciato la volontà di riprendere a giocare, sono arrivate subito offerte, non poteva aspettare Trieste per questa sua ancora incertezza di partecipare a Trieste il prossimo anno o alla Serie A o A1 o alla 2. Rivoluzione in casa Falconstar, divorzio da Fazzi e Visciano e poi la Dinamo che prende le misure al Pala Gesteco sabato gara 2. La Triestina nel girone dell'Unione retrocesse non al top, nei quartieri alti sarà sfida a nord-est, con la fine del playoff i verdetti della Coviso, quasi fatto il raggruppamento A, l'incognita sulla formazione Under 23, l'abbiamo visto negli anni, ci sono squadre di Serie A che hanno le proprie formazioni giovanili che partecipano alla Serie C, l'Atalanta, la Juventus, è il caso di queste. Insomma, pagina sportiva che comunque poi prosegue con anche altre notizie come le Orchette che inquadrano un colpo, Gant torna a casa con 3 scudetti e quindi la pallanuoto femminile che quest'anno ha avuto una grande crescita, la vela, Prosecco Doc Shockwave 3 timonata da Mitia Cosmina, prima nella Brindisi Corfù e poi altro record italiano di Panger, a Udine in luce il CUS femminile e poi come diceva Medao poco fa l'atletica con un medagliere sempre più ricco per i colori azzurri, Tamberi for President, Gianmarco salta 2,37 e vince davanti al capo dello Stato e quindi anche per lui una medaglia, ne abbiamo viste anche nelle gare di atletica, nei 100 metri, nei 200 metri, nella staffetta, 100 ostacoli, esatto, negli ostacoli, insomma una bella spedizione azzurra che sta prendendo diversi risultati interessanti. Lancio del peso anche, oltre 22. Anche il peso, è vero, il lancio del peso con l'atleta azzurro che ha preso la medaglia d'oro. Sì, davvero veramente fare gli applausi. Che ben fa pensare per le prossime Olimpiadi. Abbiamo anche la nostra atleta che va alle Olimpiadi, la Veronica Tognolo. Assolutamente. Tutti a fare il tifo per lei, insomma, quindi in realtà siamo forti, dai, bene, una squadrona. Quando c'è spogliatoio, c'è squadra, c'è volontà, c'è grinta e poi i risultati si ottengono un po' in tutti i campi. Assolutamente. Sentiamo una telefonata, poi entriamo più nei temi in compagnia di Medao, i temi politici attuali. Buongiorno. Buongiorno Leonardo, sono Pino. Prego. Ascolti, io lo so sapere una roba. Qua nel cancello, nell'entrata della PAM di Via Stock, c'è un gruppo di ragazzini, tutti minorenni, ragazzi e ragazzine minorenni che fanno un casino ogni giorno dalle pomeriggio dalle 5 dopo vengono di nuovo verso le 9, fanno dispetto al bar cinese e questo cinese continuamente li manda fuori ma loro non vanno di qua di là, continuamente li fanno casino. Non so, ti vuoi bere una birra, ti leggi i giornali, non ti puoi perché vedi questo casino che fanno. Okay. Dopo volevo anche sotto la tettoietta lì? Sì. Prego? Sotto la tettoietta lì, sotto quell'ingresso? All'ingresso dove c'è subito della Via Stock, entri dentro, c'è quel cancello là e loro girano tutto l'intorno, c'è un 5-6 ragazzi, tutti minorenni, chiedono sigaretti, chiedono qualche euro, no? Tutti italiani sono, ecco qua. E dopo c'è una di come si chiama, di colore là, ogni giorno sì. La vedi ben vestita, cellulare grande, che mia moglie ha detto neanche io c'ho un cellulare al compagno, no? E chiede la limosina anche là. Quella è una seconda. Dopo ce n'è un altro che una volta suonava la fisarmonica dentro la cosa
Adesso ogni mattina dalle 7 fino a mezzogiorno lo vedi correre dietro ogni donna, gli chiedi qualche birra, gli dà di qua, di là e dopo va a giocare con le macchinette. È una persona di 55, 58 anni, non so, no? Ecco qua, sarebbe stato bello fare un controllo là dentro, questa polizia, qualcosa che stare un pochettino là a guardare questi ragazzini. Ok. La ringrazio Leonardo, buona Grazie, giornata Bernardo. a te e tuo consigliere. Ciao. Grazie. Dunque, sì, allora, questi ragazzini non avevo conto fossero una nuova tendenza della zona della ex stock. La donna invece che chiede l'elemosina è là da tanto tempo, da diversi anni, è vicino ai carrelli fondamentalmente, e quest'ultimo fisarmonicista anche mi è nuovo. Sta di fatto che magari una polizia locale che può girare là, no? Lei che è collega della De Gavardo, chiedere se può avere un'attenzione anche in questa zona. All'assessore, che oltre ad essere molto sensibile a queste situazioni, è anche molto veloce nel fare gli interventi, insomma, quindi sicuramente forse ci sta ascoltando. Comunque finisco qui, probabilmente la vedrò dopo e sicuramente segnalerò. Un caro saluto a Medau, sempre pronto ad aiutare la cittadinanza, spendendoti sempre in prima persona, oltre ad essere un bel mulo. Grazie. Ha anche incassato i complimenti di una telespettatrice. Grazie. Un altro ci scrive: tanto per la cultura storica, Enrico Berlinguer non è stato uno statista, è stato il segretario del Partito Comunista Italiano, ma non ha mai avuto incarichi di governo. Sul fatto che abbia creato un solco tra il PC e il Partito Comunista Sovietico, io ho vissuto quel periodo e non mi risulta nessun solco, anzi, ci scrivono via mail. Buongiorno, sveglia Trieste, non vedo perché cantano vittoria Fratelli d'Italia e PD quando oltre il 50% dei cittadini non si è recato alle urne. Chissà perché, sicuramente è che queste associazioni, detti partiti, non hanno rappresentato i cittadini, scrive Nevio. Beh, quello dell'astensionismo, abbiamo detto, è il dato più rumoroso delle elezioni. È un dato rumoroso, è un dato preoccupante, però diciamoci la verità, insomma, io sono convinto che il non andare a votare non è mai una situazione ottimale, no? Quindi almeno che si vada a votare, che si metta una X, che si annulli la scheda, almeno ti sei impegnato ad andare, perché non andare a votare tante volte è anche una comodità, no? Cioè, diciamoci la verità, andare là, fare la fila, prendere la scheda, allora tante volte non mi rappresenta nessuno, no? Posso fare una battuta, non c'è più tanta fila. No, non c'è più tanta... Beh, io sono andato a fare la scheda, ho fatto un 3-4 minuti di fila. No, io sono andato, non c'era nessuno. Io sono andato proprio nessuno. Il giorno prima c'era, però diciamo anche col sistema elettorale un po' rognosetto, no? Andare a prendere questa scheda, tornare indietro, non tutti, no, hanno ad esempio io la mia scheda è totalmente distrutta nella mia borsa, quindi è questo. Però in effetti, sai, il giorno dopo sono tutti al bar lì a parlare, no sì, magari vai a chiedere non hanno votato, no? Quindi è un dato sicuramente da tenere in considerazione, è sicuramente un dato da cercare di recuperare la sfiducia nella politica. Però io penso, insomma, che il non votare è un qualcosa di piuttosto... Ma secondo lei perché non si vota? Adesso, demagogia a parte, sì. non ci si sente rappresentati, ma ci sono più motivi per cui uno dice ma no, chi se ne frega, non vado? Ma sì, in realtà secondo me i motivi sono tanti, non riusciamo ad avere quella appeal che bisognerebbe avere, forse cambiando il discorso del presidenzialismo, forse c'è quel dualismo, c'è un po' di coinvolgimento come in America, però effettivamente si fa fatica a far votare la gente. Però quando prendi uno che non è andato a votare e gli fai le domande tu per tu, perché mi è capitato più volte, tante volte non viene fuori quasi niente, no? Cioè nel senso che sì, se tu gli dici, è il governo, diciamoci la verità, l'Italia non sta andando male, no? Oggi come oggi. Cioè, sono tanti difetti, si può sempre migliorare, però oggi come oggi non sta andando, l'occupazione è migliorata, no? C'è più fiducia nel futuro, no? Però effettivamente la gente poi non riesce a capire che andare a votare è importante. Queste europee, no, l'Unione Europea le sentiamo comunque tanto lontane da noi, ma non è così. L'Europea decide un po' tutto, quel che è dal tappeto della Coca-Cola, no? Ha davvero delle cose importantissime, quindi era importante andare a votare e teniamo presente che tu vai a votare, che non vai a votare, comunque qualcuno viene eletto. Va eletto. No, allora, no, tanto fa, vado là e cerco di fidarmi di tutti. Allora, quando io vado dal meccanico, dal dentista,
io non vado da un meccanico X dentista, io vado da un meccanico bravo, no? Come i dentisti, come i medici. Allora, come i medici, i meccanici, perché i politici sono tutti uguali? Quindi sono i politici bravi, i politici meno bravi, e quindi secondo me bisogna dar fiducia a qualcuno. Poi se non andrà bene, a volte dopo non voterò più, ma bisogna andare a votare, insomma. Sentiamo una telefonata, poi andremo a leggere un po' di mail che si stanno cominciando ad accumulare. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, sono Franco Lega da Udine Nord. Buongiorno a loro signori e i triestini e i friulani. Buongiorno. Tutti i partiti pretendono che si vada a votare, ma lo mettono d'obbligo, no? Mettessero d'obbligo il voto e basta, tutti vanno come era 50 anni fa. E ora cosa ci vuole? No, a questo qui gli fa comodo alle sinistre, che poi dopo sono i comunisti, ex comunisti, chiamiamoli a un certo punto anche ex comunisti, non democratici, che sarebbe anche una falsa dicitura di dire democratici. Democratici di che cosa? Che non gli va bene niente. E poi un'altra cosa che non gli va bene niente, cioè a me non va bene, e senz'altro ai friulani. Il sindaco ieri sera alle 18 ha detto che, e anche stamattina, che sono tante caserme in Friuli da mettere dentro gli extracomunitari. Ma brutta miseria, è vergognoso, è demenziale che lui li accoglie e poi li manda in Friuli. Ma metta sul confine, come ho detto da 20 anni, metta sul confine tutte le forze dell'ordine, e chi entra col documento lo lasciamo entrare, e chi non entra lo mandiamo indietro. Cosa ci vuole? Il nostro Presidente della Repubblica ha detto: ma l'amico Pacor un corno, ci manda gli extracomunitari, allora che amico è? È un amico. Ma dove sono questi uomini che fanno l'interesse nostro? Dove sono? È vergognoso e anche demenziale. Grazie Franco. Grazie signor Franco. Allora, sai, io ho fatto un esempio l'altro giorno parlando con le famiglie che abbiamo avuto ci siamo sentiti attraverso me le 54 famiglie che si sono lamentate sul fatto che degli immigrati vanno su a Camposacro. No, ovviamente come dargli torto, però effettivamente faccio un esempio: tutti noi abbiamo il cellulare, tutti noi vogliamo il campo e rete sul cellulare, ma se decidono di costruire un'antenna appiccicata a casa nostra, probabilmente no, noi ci ribelliamo, e io probabilmente sarei il primo ad aggrapparmi là. Quindi è normale questo, nessuno vuole queste persone vicino, però da qualche parte bisogna pur metterle, no? Perché non si può far finta che non ci siano. Quello che diceva il signor di respingere oltre confine, io volevo raccontare una cosa al signor, non è così semplice. Effettivamente ci sono stati due casi, un caso che qualcuno ha proprio respinto: guarda, tu non puoi entrare, esci da qua. Teniamo presente che questo signore ha fatto cause e abbiamo dovuto dare 20.000 euro. 20.000 euro alla persona che è stata respinta. Quindi purtroppo la legge è quella che è. Non sono d'accordo neanche io con questo tipo di legge, però dobbiamo rispettarla, insomma, no? Quindi se noi respingiamo, arrivi tu, non sei documento, ti mandiamo indietro, loro possono far causa, e quindi dobbiamo noi pagare. Immaginiamo se respingiamo 100 persone, volte 20.000 è un salasso, insomma, no? Quindi purtroppo bisogna far sì che queste persone non arrivino. Diciamo che in un certo qual modo il governo Meloni sta facendo bene, tant'è che la rotta balcanica, e la vediamo tutti, anch'io questa mattina ero a San Dorligo, una volta vedevo la fila di 40, 50, 60 persone, oggi non ce n'è, quindi vuol dire che qualcosa sta migliorando. Si poteva fare di più? Sicuramente sì, però diciamo che si vede un puntino di luce in fondo a questo tunnel di 1000 chilometri. Le leggo un paio di mail. Buongiorno, felicissima di rivedere Marcello Medau di Fratelli d'Italia a Sveglia Trieste. Oggi inizio bene la giornata. Ormai un caro saluto a Medau e al giornalista grazie, Patrizia. Buongiorno grazie. anche a lei, signora Patrizia. Grazie signora Patrizia, per il messaggio. Buongiorno da Claudio Visintin. Dico Marcello Medau, sono orgoglioso di vedere l'Italia rappresentata da un governo forte e stabile in occasione del G7 in Europa. È un successo che porta con sé una grande responsabilità, ma sono fiducioso che l'Italia saprà guidare con saggezza e determinazione, mantenendo sempre come obiettivo la pace e la collaborazione. I veri vincitori sono coloro che costruiscono ponti anziché muri,
E oggi possiamo dire che la linea di equilibrio e di pace ha trionfato. Avanti Italia verso un futuro di collaborazione e progresso. Non c'è una domanda, insomma la leggiamo per come sta. Buongiorno, un caro saluto al suo ospite. Vorrei una delucidazione sulla situazione attuale degli autovelox. Da quello che ho capito sono tutti sospesi in attesa di omologazione, quindi non dovrebbe essere posizionato sulla strada. E sempre riguardo alla normativa stradale vorrei sapere come siamo con la legge per autorizzare gli scooter 125 in sopraelevata. Grazie, buon lavoro, scrive Moreno. Dunque sì, gli autovelox effettivamente hanno avuto questo stop, stop di esecuzione, di funzionamento più che altro. Era capitato, tra l'altro ho ricevuto parecchie telefonate sul fatto, allora io ho preso la multa così. Sì, Ho chiamato poi il comandante e anche il vicecomandante della polizia municipale, oltre che aver parlato con la nostra assessora, ed effettivamente sono casi che vanno visti volta per volta, insomma, no? Quindi sai, poi alla fine uno dice, viaggiavo, nel caso specifico, a 100 all'ora dove il limite era 50 e l'hanno beccato, quindi è ovvio che lì, insomma, io credo si farà fatica, però insomma sicuramente verranno sistemati e verranno poi adeguati a quello che sono omologati vigenti. Sì. Sentiamo una telefonata, buongiorno. Buongiorno. Pronto, buongiorno, sono in linea. Prego. Buongiorno, sono lei Gulotto, lei a Medao e la redazione di Tele4 e tutti i telespettatori. Prego. Io volevo prendere un po' a spunto quello che ha detto prima Medao riguardante, diciamo, un po' nell'andare a votare. Allora, premetto che l'andare a votare è qualcosa di veramente, secondo me, sacro, no? Anzi, Medao, che lui mi sembra viene dal Brasile, ha una bellissima, a mio avviso, legislazione in termine punitiva per chi non va a votare, e questo per una volta tanto mi trovo d'accordo, no? Però c'è anche un però. La gente un po' non va a votare per ignoranza, e fino a qua purtroppo ci stiamo, anche se non dovremmo starci, perché ripeto, le statistiche dicono che il 70% degli italiani sono funzionalmente analfabeti. Questo vuol dire che la maggior parte di loro non capiscono assolutamente niente. Però c'è anche un altro perché. Il perché possiamo questo dirlo. Allora, se noi guardiamo un po' le varie leggi europee inerenti, ad esempio alle partecipazioni delle europee, porto un esempio, vediamo che in Germania 80 milioni di abitanti, bastano una raccolta di 4.000 firme per poter accedere alla competizione elettorale. Stesso discorso l'abbiamo in Spagna, stesso discorso l'abbiamo in Grecia, mentre la Francia, che è un po' più dura, sono 79.000 firme. L'Italia invece ne ha 150.000 firme. Sì. E da questo la distingue. Non solo, ma poi c'è la percentuale di sbarramento, 4% se non sbaglio. Esatto. Se uno si fa un mazzo grande come una casa, più fatica dell'Europa, per poi il 4% diventa già una competizione difficile. Senza contare che, mi vado a memoria, mi sembra il signor Renzi, lui ha dato più potere ai segretari di partito nella scelta dei candidati. Sì. Questo vuol dire che se io ho qualcosa da dire e non sono in linea con il pensiero del segretario di partito, potrò avere anche 1 milione di voti, come è successo, e questi qua mi mandano a casa. Per dulcis in fundo, e questo la maggior parte della gente non lo sa, ci sono le raccomandazioni europee per non permettere all'Italia di esprimere appieno la propria, diciamo, forma democratica dal popolo. E questa è un'altra cosa che è veramente incidente. E poi complice sono, diciamo, anche i giornali che danno dei salti più al lato negativo nel non andare a votare, che piuttosto quello doveroso di andare a votare. Diciamo che, per concludere, il non andare a votare è il prodotto di interessi, diciamo, più grandi di noi, e in particolar modo io punto il dito contro l'Europa, che si presenta come una bellissima dama, una principessa, nella realtà è una cattiva matrigna. Credere per vedere, vuol dire andare a vedere i documenti, come mi faccio io, vedere i documenti europei tra montagne di scartoffie e trovare quello che loro pensano, perché l'Europa ha una... Ok, penso che fosse comunque verso la fine la telefonata.
Beh, insomma, un'analisi un po' più articolata di quello che può essere il voto e il non voto, abbiamo detto anche prima, Medau se vuole integrare, insomma, se no in effetti è un'analisi che tra l'altro mi è molto piaciuta, devo dire la verità, insomma, no, è sempre bello poi colloquiare con chi ha letto documentazione e tira fuori delle cose davvero, davvero interessanti. Non ho ben capito quel passaggio dell'Italia che forse era proprio per la necessità di raccogliere tante firme per poter avviare una legge di iniziativa però popolare. effettivamente, insomma, fatto sta che noi dobbiamo cercare di rendere un po' più interessante questo voto. Ho visto anche che tanti ragazzi anche non hanno questo interesse, parlo per esperienza personale, mio figlio in realtà gli paro, ma in realtà non riesco a fargli avere quell'interesse, insomma. Devono capire che in realtà tutti dobbiamo capire che la politica, piaccia o non piaccia, è assolutamente necessario e noi poi dipendiamo dalla politica a tutti i livelli, insomma, quindi non andare a votare non è una scelta sicuramente intelligente. Ha detto bene il signore che anche tanti giornali in un modo o nell'altro incitano questo fatto di non andare a votare, insomma questo è, secondo me è deleterio e non corretto. La vignetta di Englaro, il Papa viene in visita a Trieste, speriamo che porti Drio qualche bravo esorcista per il tram, scrive, disegna Marco Englaro per il tram, no Marcelo? Mamma mia, sto tram è uno dei cosiddetti nodi al fazzoletto dell'assessore Lodi, mi ricordo che tempo fa ne parlammo anche forse in diretta a Sveglia Trieste, diceva che aveva 3 nodi al fazzoletto del tram, la galleria di Piazza Foraggi, insomma è andata avanti, è Roiano. È Roiano, guarda, Roiano. E allora guarda, io con l'assessore Lodi ci sentiamo spessissimo, giustamente spessissimo, e ogni volta che parliamo di tram lei è proprio dispiaciuta, no? Perché fa, ma come mai, no? Cioè come mai, il problema oramai non è politico e questo voglio che sia acclarato, l'ho detto in tutte le salse, il problema è proprio tecnico, questa sfida, che insomma, ma io sono fiducioso che si sblocca. Okay. Adesso ci sono degli incontri appunto per rendere, tra l'altro pionieristicamente a livello nazionale, il percorso del tram e il modo con cui poi verranno rilasciate le licenze, perché in effetti come ha detto anche il sindaco e anche la Lodi, cioè il tram oggi viene considerato per delle regole come un Frecciarossa, ma non è un Frecciarossa, quindi adesso c'è un po' da modificare tutto quel che è questo sistema per poter rilasciare questi nulla osta, insomma, e speriamo bene. Io sono davvero, davvero fiducioso, anche perché mi manca un sacco. Le leggo ancora una mail, poi sentiamo una telefonata. Buongiorno a tutti, sabato pomeriggio fuori dalla chiesa di Valmauro una donna con la mascherina chiedeva elemosina a tutti i passanti, se qualcuno non dava nulla lo mandava puntini. Paese, ok. Purtroppo, se non mi ricordo male, 4 anni fa, 5 anni fa, si era fatta una delibera, mi sembra c'era ancora Roberti se non sbaglio, che appunto vietava l'accattonaggio vicino ai negozi, insomma parecchie cose, quindi teoricamente, non teoricamente, anche praticamente si può chiamare la polizia municipale e loro intervengono sul momento, insomma. Sentiamo una telefonata, poi dovremo andare in pubblicità. Buongiorno. Prego, buondì. Buongiorno Gulotta, buongiorno a Marcello Medau, Univea. Buongiorno. Allora, io volevo dire una cosa, il voto, io oltre che essere un mio dovere, un mio diritto, l'ho detto 100.000 volte a Sveglia Trieste, e ai miei diritti io non rinuncio. Volevo far presente che una volta, se dovevi essere assunto da un ente pubblico, ti chiedevano la fedina penale. E se non è sopra la fedina penale c'era scritto ha votato o non ha votato. A me manca ancora un timbro e finisco la seconda scheda elettorale. Se c'è un ballottaggio nelle prossime elezioni dovrò, perché penso che più in là non riesco con gli anni. Allora, piuttosto io volevo dire oggi l'alza bandiera. L'alza bandiera oggi è la ricorrenza del ritiro degli infoibatori titini da Trieste. Io invito tutti i triestini che si sentono triestini, che si sentono di destra,
per cortesia, e anche quelli di sinistra, perché non credo che a tutti sia andato bene, no? Di partecipare all'alza bandiera, perché è una ricorrenza che il sindaco di Piazza mi sembra da 3 anni, no? E vorrei che ci fosse abbastanza pubblico al mattino nell'alza bandiera alle 10, come ha avvisato la polizia locale De Grassi. Grazie a tutti. Grazie Nivea. Grazie. Allora, ore 10 Piazza Unità Alza Bandiera, 10:45 Parco della Rimembranza, deposizione di una corona alla lapide che ricorda l'evento, alle 18 la Maina Bandiera per chiudere la giornata. Io ci sarò a tutti gli eventi. Avevo anche scritto, appunto, ricordare che oggi è una giornata importante, è una giornata che bisogna effettivamente festeggiare, l'uscita finalmente delle truppe titine da Trieste, che ha causato parecchi danni e parecchi morti. E tra l'altro, se posso dire una piccola cosa, ho presentato una mozione ieri sera, una mozione a carattere urgente, per creare una targa ai patrioti che il 30 aprile del 45 si sono chiusi all'interno del Palazzo di Governo e in prefettura per difendere appunto l'Italia, issando le bandiere italiane. Quindi io penso che questi patrioti, che tanti magari si dimenticano, meritano almeno una targa in comune. Quindi è stata per me un'emozione, per me una cosa assolutamente importante, presentata ieri sera e fatta proprio dalla Giunta, insomma, quindi ci tenevo a specificare questa cosa. Buongiorno, volevo chiedere alla vigilia dell'inaugurazione dell'ex supermercato Zazzeron di ricordare che il parcheggio del cimitero di Cattinara serve per le persone che vanno a portare un fiore ai propri cari, non ai dipendenti o clienti dello stesso supermercato. Spero una risposta da Medao, anche perché nessuno mi ha mai dato nessuna risposta. Grazie, scrive Francesco. Guardi, signor Francesco, lei forse non lo sa, ma quel divieto di transito che c'è, divieto di transito non residenti che c'è all'ingresso dell'ex Zazzeron, insomma, che è là, in quella vieta, io mi sono tanto battuto per metterlo su assieme a un suo concittadino di zona che è il signor Gianni, insomma, no? Mi hanno avvisato di questo problema, effettivamente andrò a fare un giretto per capire com'è, perché qualora fossero occupati effettivamente dai dipendenti si cercherà magari di capire assieme al responsabile, perché questo non si può tollerare. Diciamo che lì c'era un piccolo problema, perché in effetti il cartello che c'era all'inizio, in effetti divieto di transito, chi usciva da Zazzeron lo transitava, e quindi il problema è questo qua. Parlando col vigile fa, ma chi esce da là non vede il cartello, è la miseria. E quindi in realtà siamo riusciti un po' a modificare, ed effettivamente da 2 anni, 3 anni possono circolare solamente i residenti, come si dice, residenti, quelli che hanno i frontisti che abitano lì. Pubblicità, siamo un po' anche in ritardo, ci vediamo tra poco. Torniamo in diretta con Sveglia Trieste. Noi abbiamo in studio Marcello Medao, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale. Abbiamo diverse mail e anche una telefonata, proviamo a accontentare tutti. Una mail dice: buongiorno, ieri pomeriggio in via San Marco, all'altezza del ponte, un gruppo di ragazzini camminavano in mezzo alla strada nonostante le automobili e prendevano in giro le persone. Non li ho mai visti in questa zona, prima che la situazione degeneri si potrebbe fare un giro di controllo. Grazie e buona giornata. Altra mail dice: sono Giuliano, chiedo il suo gentile ospite cosa ne pensa della giravolta della Meloni, che da fiera avversaria dell'Europa è diventata pappa e ciccia con la von der Leyen. Questa è la risposta. Le braccia larghe è la risposta. Sì, sembra queste polemiche. Sono la risposta di Medao. Mi sembra che in realtà, adesso tagliamo la testa al toro, il risultato elettorale dell'altro ieri è molto chiaro e lampante, sia in un certo modo anche a livello locale, anche a livello nazionale. L'unica leader in Europa che è al governo, che è riuscita ad incrementare le sue percentuali, e se vogliamo anche tradurre in un certo qual modo anche nel nostro piccolo qua in Comune di Trieste, perché anche qui siamo riusciti a crescere. Quindi in realtà io penso che tutte queste polemiche sono sterili e io non sono interessato. Sentiamo una telefonata, buongiorno. Pronto, buongiorno, sono Daniela. Sì. Ho chiamato proprio perché l'altra volta ho parlato con il signor Medao, dove le avevo chiesto, lui aveva promesso che avrebbe risposto, che cosa ha fatto la Meloni per noi italiani riguardo le pensioni, parliamo dell'aumento della benzina, tutto quello che c'era di mezzo. Lui mi aveva risposto che si portava una lista, che io trovo assurdo una risposta del genere, perché uno che fa parte di un partito
penso non abbia bisogno di una lista in mano per dirmi cosa ha fatto di positivo per noi. A parte questo, lasciamo perdere, volevo parlare proprio delle votazioni. Visto che lui non vuole sentire su certi argomenti, io chiedo e spero che mi risponda, perché tante volte magari sarò un po' lunga, però non chiedo robe complicate. Allora, ha vinto l'astensionismo, perché è inutile dirlo, perché ha vinto l'astensionismo, cioè su 48 e 30%, questi sono dati del Ministero dell'Interno, degli elettori, il 47% sono le schede valide, quindi non c'è dubbio che ha vinto l'astensionismo. Io dico, un governo serio, visto che ha vinto l'astensionismo, avrebbe chiesto un referendum che non è previsto dalla Costituzione ma lecito. E io mi chiedo, e avrò anche una spiegazione semplice perché magari forse parlo complicato, se la minoranza deve comandare la maggioranza, visto che siamo in democrazia, e penso che il suo ospite mi dirà di sì, e visto che il popolo è sovrano, e penso sempre che il suo ospite mi dirà di sì, perché noi, vi parlo per me, che non ci sentiamo rappresentati da nessuno, dovremmo andare a votare? Io penso che se vado in un negozio, non mi piace un vestito, esco senza niente. Non Lei è andata a votare? Devo comprare. Lei è andata a votare? Cosa? Lei è andata a votare? Io non sono andata a votare. Bene. Non sono andata perché nessuno mi rappresenta. Va bene. E appunto volevo chiederle, siccome ha vinto l'astensionismo, ha vinto perché noi astensionisti non possiamo dire la nostra e dobbiamo seguire le regole di una minoranza? Questo non è naturalmente né democrazia né tantomeno il popolo sovrano. E poi volevo anche annunciarle, visto che forse la gente non si informa, che la Meloni ha preso 6.700 voti, vado a vedere i dati del Ministero dell'Interno, quindi non mi sembra che tutta questa felicità che dimostrate voi sia così positiva. Questo è un mio pensiero. Comunque, se può rispondermi perché noi della minoranza della maggioranza, dobbiamo seguire quello che dice la minoranza, non mi sembra giusto. La ringrazio, buongiorno. Medao. Allora, in realtà l'altra volta mi ricordo che c'era poco tempo e in effetti per andare a spiegare quello che ha fatto il governo della Meloni ci vuole un sacco di tempo e penso che in realtà qui il tempo comunque è poco, quindi bisogna dare risposta a quelli che sono i problemi della cittadinanza e quindi non ho nessun problema in spiegare tutto quello che ha fatto la Meloni, però in effetti ci vuole un sacco di tempo. La signora non è andata a votare, signora mia, cosa vuole che le dica? Io capisco che sicuramente non si sente rappresentata da nessuno, però lei non è andata a votare, lei ha torto, insomma questo è il discorso, insomma senza poi può chiamarmi ogni volta che sono qui e io sarò sempre lieto di rispondere, signora, però in realtà, ripeto, gli assenti hanno sempre torto. È ovvio che in questo caso bisogna cercare di, come ho detto prima e come ha detto anche la Meloni e come ha detto anche tutti noi lo diciamo, bisogna cercare di far sì che le persone vadano a votare, però essere polemici così giusto per essere polemici mi sembra davvero sterili, insomma, quindi sarebbe un peccato rubare tempo ai cittadini triestini che magari vogliono altre risposte più concrete riguardo alla città. Affluenza in Italia alle elezioni europee 48,3, quindi sotto il 50%, questo è lo strumento europeo, insomma i dati ufficiali dal sito del Parlamento europeo, e la media europea è del 51,01, quindi leggermente sopra la metà del 50%, quindi 51,01 a livello europeo, quindi l'affluenza di tutti gli stati che sono andati, invece in Italia è 48,3%, quindi sicuramente uno dei dati più bassi a livello storico. Guardando in verità poi quasi per assurdo nel 2014 la media europea era 42,61%, quindi in termini europei c'è una leggera crescita, in termini italiani invece c'è una discesa, si vede perché la banda blu è quella italiana, la banda quella più come dire grigetta è quella europea, è un po' più altalenante, ma vedete parte con una media già del 62, poi scende, ora leggermente si prende una percentuale più alta, rimane comunque, ricalcando un po' come diceva la signora prima, rimane comunque la maggioranza di persone, ma comunque non vuole scegliere, no? Sicuro, e su questo la signora, in effetti la cosa che ha detto, insomma, sul fatto che la maggior parte delle persone è andata a votare, su questo è vero, ma cioè, guardiamo un po' quel che è la legge, no? Se tu non vai a votare, cioè, magari vai a votare e ripeto, e annulli la scheda, ha secondo me un senso diverso, no? Cioè io vado là, annullo la scheda
e dico, boh, allora se tu hai 40% di schede annullate, secondo me è un dato ancora più forte. È ovvio che già così è un dato importante che bisogna cercare di recuperare, però non andare proprio, secondo me, insomma, c'è poco da dire, insomma, mi dispiace, insomma, continua a polemizzare. Vediamo se ci sono altre mail. Sì, buongiorno, votare è importante, penso che se una persona volesse dare un segno di protesta sarebbe meglio votare a scheda bianca, sarebbe un segno attivo e non di passività. Vista l'affermazione del suo ospite sull'annullamento del voto, sulla sicurezza che molti votanti hanno optato per questa soluzione, oppure su quelle di riconsegnare la scheda senza esprimere un voto, chiedo perché nessuno esplicita quali percentuali di voto rappresentano questi votanti. La statistica dovrebbe tenerne conto. Sì, sicuramente non l'ho trovata la statistica di voti nulli o schede bianche. Sì, ma ci sono, ci sono. Non sono mai percentuali altissime anche a livello locale. Io penso che in realtà bisogna andare a votare e scegliere un candidato, e non solo la lista ma anche scrivere il nome dei candidati. Io sono convinto che il voto pieno debba essere fatto e penso sia anche un piacere in un certo qual modo. Ripeto, bisognerebbe dar fiducia comunque a qualcuno, perché il non andare a votare poi non è una soluzione, insomma, non ti senti rappresentato da nessuno. Questo è, insomma, no? Come ripeto, come andare dal meccanico, bisogna scegliere il meccanico migliore, insomma. Telefonata, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei e al suo ospite, sono Silva da Monfalcone. Prego. Volevo dire al suo ospite, perché non ha risposto alla domanda che poneva la telespettatrice prima del gruppo di minori che camminavano in mezzo alla strada? Sono sia italiani che stranieri. E poi un'altra cosa, una precedente telefonata che non sono riuscita a prendere la linea, ma sempre riguardante questa mattina, ha parlato che per un respinto hanno dovuto pagare 20.000 euro. Allora, primo, dove è stato respinto? Dove questo ha fatto causa? E anche se gli hanno dato, che non è assolutamente vero quello che ha detto adesso il signor Medau, si è dato 20.000 euro, quanti soldi noi paghiamo per gli immigrati? Se per favore mi dà però una risposta a tutte e due le domande, non metà come fa di solito. Io ho votato Fratelli d'Italia, ma solo per la Meloni, perché chi la circonda proprio non mi piace. Arrivederci e buona giornata. Grazie Silva. Grazie. Non ho risposto per i ragazzini di via San Marco, no? Una segnalazione, insomma, in realtà valeva un po', pensavo la risposta di prima. È ovvio, ci sono questi ragazzini che camminano in mezzo alla strada e che disturbano la quiete pubblica, comunque i passanti si deve chiamare la polizia. La polizia locale, sì. La polizia locale. O anche la polizia di Stato. Volendo. Esattamente, in genere intervengono, insomma, però è ovvio, cerchiamo di capire che gli interventi sono tantissimi durante la giornata per i nostri poliziotti, quindi magari si può aspettare anche un po' di tempo in più, quindi potrebbe accadere che questi ragazzi non sono più in mezzo alla strada, insomma, però è ovvio che tutti questi problemi che ci sono in giro per città bisogna poi chiamare la polizia, insomma, è ovvio che, come abbiamo detto prima, chiederemo sicuramente di fare qualche passaggio in più da parte della polizia locale, ma non è detto che in quel momento poi loro camminino in mezzo alla strada, insomma, semplicemente per questo. Poi la signora cos'è che diceva ancora? Non mi sono preso nota mi ricordo che ha votato la Meloni della persona in realtà la signora ha detto non è vero, non ho capito bene in che senso diceva non è vero, perché è assolutamente vero, e in realtà è stato respinto questa persona, cioè proprio in quel momento va indietro, e queste persone poi hanno fatto causa e hanno vinto la causa, quindi in realtà abbiamo dovuto dare noi, insomma, allo Stato 20.000 euro, perché effettivamente quel sistema di respingimento non si poteva attuare. Le leggo una mail. Ce ne sono ancora tante. Buongiorno, volevo chiedere al suo gentile ospite se veste sempre di nero perché lo slancia o per nostalgia del ventennio. Spezzo una lancia, mi pare l'abito sia blu. È molto blu. Blu scuro. È tutto blu. Lo dico col sorriso. Sì, è tutto blu, no, forse non si vede. Forse la maglietta è nera? No, è anche blu. Anche blu. Blu più scuro, però è tutto blu. Le scarpe nere, insomma, però in realtà no.
mi dispiace, forse non si vede bene in colore. Si è salvato sulla tonalità, a parte gli scherzi. Un'altra mail dice: a Trieste, ma anche in Italia è in corso un processo di desertificazione industriale. Varsila, Flex, Tirso sono gli esempi più recenti, ma se andiamo più indietro c'è il cantiere San Marco Aquila, Fissan, Gaslini, Button, Stock, Drer, Vertobel, Calzablock e tante altre. Cosa pensa di fare l'ospite per invertire questa tendenza pluridecennale? Non possiamo pensare di diventare tutti camerieri o bottegheri, ci vuole l'industria. Ha ragione. Ha perfettamente ragione. Beh, diciamo che è vero, teniamo presente, è arrivato anche l'Abate, insomma qualcosina è arrivata, il porto comunque è andato su, è ovvio, bisognerebbe trovare un sistema affinché si riesca a essere un po' più appetibili per le aziende straniere che vengono a investire. Teniamo presente che effettivamente in Italia oggi la pressione fiscale e le tassazioni sono molto alte, quindi tante aziende preferiscono magari migrare all'estero per pagare un po' di meno con la manifattura, anche se ultimamente questa tendenza si sta un po' invertendo, no? Quindi pian pianino forse riusciremo ad attrarre qualcosa. Io penso tra l'altro che la situazione Varsila sappiamo benissimo come la penso, quindi in realtà è stata drammatica, insomma sono comportati davvero male. Bisognerebbe sì rendere la città un po' più appetibile anche a livello industriale. Non è una cosa semplice, perché come fai a chiedere, no? Cioè bisogna darle delle, come si è riuscito un po' con Pasta Zara, che è della Pasta Zara, no, adesso sì, è Barilla, insomma, no? E quindi però effettivamente questo è un dato reale e non è oggetto di discussione. Assolutamente. Sentiamo una telefonata, poi so che voleva darmi un dettaglio riguardo a una questione che è legata agli autobus e alla viabilità. Sì. Arriviamo, prima sentiamo chi è in linea, buongiorno. Buongiorno. Ecco, buongiorno, Roberto qui. Prego. Buongiorno, sono Roberto. Brevemente, no? Intanto diciamo complimenti e congratulazioni ai Fratelli d'Italia per il risultato ottenuto. Altra cosa, quello che veramente disturba in questi dibattiti che si sentono in televisione, questo fatto di vivisezionare ogni volta i voti. Sì, ma quello ha preso di più, quello ha preso di meno, la percentuale, non percentuale. Cioè, cerchiamo di dirci le cose come stanno. Uno va a vedere la partita, quello vince 2-1, basta, ha vinto, fine. Poi le critiche le faranno all'interno del loro sistema, non che dobbiamo stare a discutere, ma quello ha vinto perché? Cioè, è veramente un deserto cerebrale il fatto di ogni volta stare a vivisezionare. La Meloni ha vinto, i Fratelli d'Italia hanno vinto, la Francia e dov'è? La Germania e dov'è? Chiaramente è meglio che li abbiamo tirati fuori dai piedi, perché sennò qua ci portano alla guerra. Per cui a questo punto, cari signori, finitela, cari politici, pensate ai cavoli vostri, avete vinto, bravi, benissimo, pensate di aver raggiunto delle percentuali buone, benissimo. Ha vinto Fratelli d'Italia, chiuso, finito. Altra cosa, sul discorso del nero lì che gli hanno detto al vostro ospite, no? Cioè, anche lì, è ora di finirla ogni volta di usare la parola fascismo, antifascismo, cioè, rendiamoci conto che noi come storia, veniamo da un impero romano che ha conquistato a livello brutale tutta l'area mediterranea. E questo cosa sarebbe? Cioè dovremmo negare noi stessi, negare la storia e flagellarsi sulle spalle. Per cui a questo punto qui abbiamo un sistema conservatore, un sistema più liberale, un sistema che ha delle regole, un sistema che ha delle regole diverse o che la vede in maniera diversa, ma non ogni volta a discutere. Cioè è ora di finirla con questa retorica. Cerchiamo di studiare i libri, ma non di andare 40 anni fa Predappio contro Predappio, cioè non ho capito. Il comunismo quando era qua cosa ha fatto Stalin? E nessuno ha detto niente. Il PD cos'è? Un'emanazione del comunismo, per cui cerchiamo veramente di essere logici, di calarci nella realtà e di lasciare stare tutti questi sofismi di carattere veramente proprio da cortile. E l'ultima cosa, la gente deve lavorare di più. Ci sono 4 miliardi di euro nelle banche italiane, cioè i risparmi degli italiani sono 4 miliardi. Questo l'ho raccolto a un convegno dove sono stato recentemente, per cui non è che non ci sia ricchezza in Italia, bisogna lavorare di più. Ti danno 800 euro al mese, benissimo, fai un altro lavoro, non guardare le vacanze, le ferie, tutti i vari, cioè i contributi vengono pagati, la sanità è quella che è, però signori rendetevi conto che 2 mesi in Italia non sono 2 anni o 3 anni forse in Russia se vieni curato, cioè se uno fa una telefonata e gli dicono fra 3 mesi, chiama il giorno dopo, si libera un posto, va fra 15 giorni. Per cui non è niente di negativo. Ecco, questa è un po' la riflessione. Grazie. Buongiorno e grazie. Grazie Roberto, grazie. Grazie, sono Roberto, grazie.
È stato abbastanza esaustivo, esariente. Infatti è proprio così, insomma, si fanno le battute sul colore del vestito, per carità che noi ci stiamo, però effettivamente le cose sono altre. Devo dire una cosa, il giorno dopo le elezioni, quindi lunedì, per dire com'è, no? È una cosa che accadono dietro le quinte. Ci siamo sentiti io e la nostra deputata per cominciare a programmare la giornata del giorno dopo, quindi ieri, e la settimana di lavoro, per dire. Quindi in realtà finite le elezioni, dopo qualche ora eravamo già al telefono per metterci al lavoro di nuovo, che non abbiamo mai smesso tra l'altro, quindi non siamo lì a festeggiare o quello che è, perché insomma bisogna lavorare. Questa è la prima regola di un politico e la prima regola nostra di Fratelli d'Italia, insomma. Autobus, di cosa voleva Sì, parlare? allora volevo dire che in realtà era un progetto mio e dell'Elisa Lodi, che adesso cominciamo a mettere su carta, quello di far sì che sulle fermate dell'autobus, un po' come quella che c'è la fermata amica, quella di via Baiamonti, quella di Don Roberto, quindi fare dei trapezzi in modo che le macchine non si parcheggino sulle fermate, e quindi guadagniamo 19 centimetri per gli anziani che salgono sul bus, e quindi si potrà anche tirare su con più facilità le carrozzelle dei disabili. È un progetto che poi è stato finanziato anche dalla regione già in altri posti, quindi io e la Lodi cominceremo questa cosa, è una cosa che mi riempie di gioia a me e anche l'assessore Lodi, insomma. Quindi volevo lanciare questa nuova iniziativa, e quindi insomma giusto per avvisare che stiamo lavorando su questa cosa, che a breve prepareremo un documento da portare in Consiglio. Allora, dobbiamo chiudere, c'è un'altra telefonata, se siamo rapidi la sentiamo, però dobbiamo essere rapidi. Buongiorno. Sì, buongiorno. E parlando della gente che vuole partecipare, nella quinta circoscrizione si sta partecipando molto, prima per il tema della Frausini e anche per il tema della Maddalena. Ieri è stata un'assemblea alla Maddalena e si è chiesto un spazio pubblico, un parco, tipo diremmo una piazza Carlo Alberto vorremmo lì alla Maddalena. E poi per la Frausini domani 13 giugno alle 18 ci sarà una passeggiata in difesa degli spazi pubblici che il Comune vuole togliere nelle scuole, nei ricreatori, quindi no, non è così. Vediamo domani di fare questa passeggiata con tutta la quinta circoscrizione in San Giacomo. Grazie. Sì, ho visto l'appuntamento. Buongiorno. Grazie. Medaur, se vuole rispondere poi chiudiamo. Per il discorso di via Frausin mi sembra che sia abbastanza chiaro, sono 4.129.000 euro per fare una palestra, insomma nessuno vuole togliere niente, il parcheggio verrà fatto nella scuola, una parte del parcheggio nella scuola Duchi d'Aosta, che in realtà verrà utilizzato solamente il pomeriggio, quindi non toglierà nulla ai bambini. Io penso che rinunciare a 4 milioni di euro per fare una palestra che è strettamente necessario, io penso che sia una follia pura. Insomma, adesso la signora ha detto che tutta la quinta circoscrizione parteciperà domani a questo, io non so se tutta la quinta circoscrizione parteciperà, forse qualcuno della circoscrizione, ma non tutta la circoscrizione. Grazie a Marcello Medau, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale. Grazie a voi, buona giornata. La prossima volta si veste di arancione. Arancione. Metà arancione. Almeno più estivo, a parte gli scherzi. Rosa. Pubblicità tra poco col dottor Dino Cafagna. Grazie, salve. Torna a trovarci il dottor Dino Cafagna, esperto di storia e cultura triestina, ben ritrovato. Sì, buongiorno a tutti. Di cosa parliamo oggi? Beh, l'altra volta abbiamo utilizzato un po' la Valdosandra e il Carso per parlare di qualcosa che non si parla mai, no? Cioè della preistoria. E abbiamo scoperto delle cose interessanti, affascinanti, ecco, cioè che nelle grotte che rappresentano una specie di scrigno dove vengono salvati degli elementi di cose vecchie, di cose importanti, di cose archeologiche, che a Trieste con lo tsunami urbanistico non abbiamo più perché abbiamo costruito tante case che hanno distrutto tutto, ma in periferia, anche se non sembra, ci sono tante cose ancora da sapere. Insomma, le grotte praticamente ci possono raccontare della storia preistorica del Carso. Abbiamo visto per esempio come abbiamo trovato degli animali che sarebbero un po' strani da trovarsi oggi, ecco. Abbiamo trovato ossa di ippopotami, di rinoceronti, di elefanti, di orsi, di leoni, eccetera, che ci fa presente come il Carso che noi conosciamo oggi era molto differente. Forse anche un ambiente subtropicale, perché per esempio l'Adriatico
la parte dell'Adriatico del Nord non era acqua ma era terra solcata da numerosi fiumi, e quindi si può comprendere, l'ippopotamo sappiamo che ha bisogno di acqua, che il Carso e questa zona aveva dei fiumi, dei laghi, dell'acqua che oggi sono tutti scomparsi. Quindi la struttura di molti anni fa era molto diversa, la parte orografica, la parte territoriale era molto diversa da quello di oggi, dove il Carso sappiamo è asciutto, è desertico quasi, ecco. Per cui abbiamo attraversato questi elementi così molto interessanti. Forse uno dei più interessanti è che abbiamo trovato le ossa, prevalentemente mandibola, denti, di un ominide di 500.000 anni fa, che era un primo Neanderthal, che è il primo uomo che conosciamo nella zona del Carso, dalle nostre parti. Ecco. Faccio presente come noi la storia, grosso modo, la conosciamo, che va dall'anno zero, dall'anno di Gesù Cristo, a oggi. In 2000 anni è successo di tutto, abbiamo scritto di tutto. I Romani, il Medioevo, il Rinascimento, la Prima e Seconda Guerra Mondiale, in 2000 anni. Pensiamo qua, parliamo di 500.000 anni, questo individuo doveva essere anche molto primitivo in qualche modo, però la presenza di queste sue ossa ci ha documentato la presenza dell'uomo in questo periodo. Questo è uno dei primi ominidi che è venuto dalle nostre parti ad abitarci. E poi siamo un po' evoluti, siamo arrivati all'età del ferro, all'età diciamo così, abbiamo superato l'età della pietra per arrivare all'epoca del ferro e del bronzo, dove ci abbiamo incontrato un'architettura nuova, no? Che sono i castellieri. Se noi camminiamo andiamo sul Carso, troveremo tanti sassi, ecco, troveremo dei cumuli di sassi che non ci sapranno dire un granché, ecco. Però se noi usiamo un drone e potremo, così, ipoteticamente, ecco, sorvolare la zona, potremo trovare quelli che sono molto molto frequenti, che sono i castellieri. Termine che a me non piace, perché uno si immagina chissà che castello, ma piuttosto un villaggio primitivo fortificato. Ecco qui abbiamo Rupin Piccolo in fondo e abbiamo il castelliere di Rupin Piccolo, che dall'alto si vede molto bene come sia stato questo castelliere, questo villaggio sia stato circondato da delle mura alti 2-3 metri, prevalentemente di pietra di calcare essenzialmente. Ecco, quindi vediamo un po' una struttura. Ricorderei che il periodo del ferro e del bronzo è un periodo molto interessante, perché l'uomo cessa di essere cacciatore e raccoglitore. Come cacciatore e raccoglitore significa che l'uomo per sopravvivere doveva cacciare, però spostandosi di volta in volta nei vari territori. E raccoglitore significa che soprattutto le donne dovevano raccogliere i frutti, le radici, le bacche, eccetera, per sopravvivere. A un certo punto, quando gli uomini diventano sempre più numerosi, le caverne servono poco, a dire la verità, e quindi si costruiscono questi villaggi fortificati, delle tende al centro e delle strutture fortificate, che noi nel Carso ne abbiamo anche molte. Vediamo magari la prossima. Beh sì, come abbiamo detto prima, erano talmente tante questi sulle colline essenzialmente. Perché sulla collina? Sulla collina perché è facile innanzitutto dominare a 360 gradi la zona che ci circonda, quindi se qualche nemico o qualche anche, diremo così, gruppo di animali si sta avvicinando, ecco che dall'alto si può essere utilizzata, ma soprattutto ci si può difendere particolarmente bene stando sopra il cucuzzolo. E quindi di questi castellieri ne abbiamo trovati tanti, ecco. Il Marchesetti nell'inizio del Novecento, triestino, li studiò e ne trovò qualcosa come 500, ecco. Molti di questi ormai sono in parte scomparsi, in parte distrutti, e diremo così, l'elemento più negativo per quanto riguarda i castellieri è proprio l'uomo. È l'uomo che ha distrutto i castellieri, nel senso che i contadini locali per costruire le proprie case, per costruire le proprie stalle, utilizzavano queste cave di pietra spontanee, che sarebbero appunto questi castellieri, vedremo fra poco questi cumuli di sassi, per costruire, ma così facendo hanno distrutto questo segno della civiltà. Ecco. Volevo ricordare appunto che crescendo il numero delle persone, le grotte non erano sufficienti, hanno costruito quindi questi villaggi in definitiva, ecco, nuovi, e c'è quindi un notevole passo. Si passa appunto dalla caccia all'allevamento, si passa dal raccogliere le varie bacche e radici, si passa viceversa a coltivare dei campi veri e propri, quindi l'uomo diventa stanziale, si ferma, ed ecco che queste sono delle piccole città in miniatura. Dobbiamo immaginare una sorta di tribù all'interno di questo castelliere, collegata però a tutto un insieme di una politica in qualche
qualche modo, cioè c'erano il capotribù, c'erano poi il principe, c'era poi il regno, il re che governava un po' tutto. Ecco. In questa zona troviamo soprattutto una popolazione che si chiama gli Istri, e quello che tra l'altro è una popolazione precedente, vedremo fra poco, tra l'altro a quella dei Romani, ma è una popolazione già abbastanza evoluta, aveva una struttura economica, militare e sociale già abbastanza importante. E uno dei popoli che più ha influenzato sono appunto gli Istri, che come dice il nome erano quelli che popolavano l'Istria. L'Istria ha preso il nome proprio dal fatto di questo popolo abbastanza evoluto che viveva in questi villaggi prima dell'avvento, come vedremo appunto fra poco perché parleremo dei Romani. Ecco. Vediamo la prossima. Ecco, se possiamo ingrandire un po', questo è sempre il Castelliere di Rupipiccolo, che è uno dei più conservati. Lo possiamo immaginare quando era nel suo massimo splendore. Ecco, vediamo questi muri alti che lo circondavano essenzialmente, dai muri andavano da 2-3 metri, come vediamo in basso, fino a 5-6 in alto, dove si voleva proteggere maggiormente. Vediamo una porta, vediamo perfino una sorta di torre che serve per controllare meglio proprio l'entrata. E visto che 2 metri in verità non sono un granché per in qualche modo contenere la furia di qualche nemico, ecco, ci si metteva anche delle impalcature, delle palizzate in legno. Ecco. Queste sono ovviamente nel tempo scomparse, ma le pietre sono rimaste. E all'interno del villaggio ovviamente c'era, all'interno del Castelliere c'era il villaggio da una parte, dall'altra parte c'era anche l'allevamento, ecco, perché si voleva con queste mura non solo difendersi dai nemici, ma anche dagli animali feroci. Abbiamo visto che c'erano degli orsi, c'erano dei lupi che potevano in qualche modo creare dei problemi agli animali allevati. Quindi era una città in miniatura estremamente evoluta prima dell'avvento dei Romani, e la troviamo un po' dappertutto. Vediamo cosa vediamo adesso nella diapositiva. Beh sì, quando si va sul Carso questo si può vedere questi muri che erano alti molto di più, muri a secco comunque, ecco. È interessante, andiamo ancora avanti perché possiamo poi vedere. Muri a secco, questo per esempio è la porta d'entrata del Castelliere, ecco. Ovviamente dovevamo immaginare qualcosa di più grande, adesso è tutto distrutto, ma le pareti potevano essere alte 3-4 metri per dire, ecco, questa è la porta. Vediamo ancora la prossima. Sì, volevo solo dire che questa costruzione dei manufatti con delle pietre, ecco, le troviamo ancora presenti sul Carso. Ecco, questa è una casita cosiddetta, cioè una piccola casa che i pastori o gli allevatori costruiscono per difendersi nel periodo in cui c'è della pioggia, c'è della grandine. Qui loro si rifugiano e passano la notte, ecco. Ma il Carso è pieno di case fatte anche per quanto riguarda con delle lastre di pietra, il tetto costruite appunto con dei sassi. E questo è un retaggio, se vogliamo, dagli Istri, da questa popolazione che usava questo metodo, che ancora nel Carso così lontano dal mare, dove c'era tutto un altro tipo di civiltà, possiamo ancora trovare. Vediamo un po' altro. Allora, aspetta un attimo che devo chiudere questa e riaprire questa. Sì, comunque sì, i Castellieri quindi sono molto affascinanti, sono molto frequenti, sono molto interessanti e facevano parte appunto di questi Istri. Ma chi erano gli Istri essenzialmente? Ecco, è una popolazione, abbiamo detto, molto evoluta, che aveva un territorio molto ampio, che corrispondeva a Trieste, al Carso, all'Istria, a cui è dato il nome, la Dalmazia. Era una popolazione evoluta dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale, dal punto di vista militare. Avevano un difetto, preferivano fare in qualche modo, assalivano cioè le navi romane, le navi mercantili romane, e rubavano un po' tutto, non solo le merci ma anche la barca, e spesse volte uccidevano anche i marinai e il capo della spedizione in qualche modo, ecco. Quindi questa situazione creava a Roma un grosso disturbo, un grosso problema. Innanzitutto rovinava un po' l'immagine, un popolo così importante, così evoluto come i Romani si facevano sottomettere un po' sotto questo aspetto dagli Istri, ma soprattutto poi volevano punire gli Istri, volevano cancellare gli Istri, e questa pirateria che creava dei problemi economici non di poco conto, nel senso che si aveva paura di commerciare nell'Alto Adriatico, c'era un calo dell'economia, del commercio, colpa di questi aspetti
pirateschi in qualche modo. E quindi il Senato si propone di conquistare queste terre, di sottomettere in qualche modo appunto gli Istri e se vogliamo anche di ampliare il suo impero, ecco, che fino a quel momento era all'interno delle Alpi. E per far questo pensa di costruire una città molto importante che poi sarà Aquileia, 181 a.C., una città che diventerà quasi una seconda Roma per quanto riguarda il Nord Adriatico, e da qui partiranno tutto. Aquileia tra l'altro raggiungerà il suo apice qualcosa come 200.000 abitanti, che è una cifra strepitosa. Ricorderei come la Tergeste ne aveva 12.000 ed era già un porto e una città commerciale abbastanza importante. Comunque Aquileia diventa dopo Roma una delle città più importanti, dove si diparte un po' tutto, l'aspetto economico, l'aspetto sociale, l'aspetto anche militare, ecco, essenzialmente. E difatti sarà da qui che alcune regioni partiranno per arrivare alle nostre parti. Dobbiamo andare in pubblicità, brevissima interruzione, poi riprendiamo da qui, a tra poco. Ci sarà qualche interruzione? No. No. Eccoci, allora proseguiamo col dottor Caffagna. Sì, mettiamo quella di prima. Mettiamo la foto di prima, eccola qua. Vabbè, stavo dicendo che in qualche modo questi Istri davano fastidio ai Romani per questa sorta di pirateria, poi in verità i Romani volevano anche espandersi essenzialmente, quindi presero la palla al balzo per conquistare queste terre. Tito Livio è il commentatore, quello che nelle sue storie, nella storia di Roma, racconta questa guerra. Ovviamente Tito Livio non poteva essere presente in tutte le guerre, quindi lui se le fa raccontare dai vari generali che sono presenti su queste guerre, e lui cita come in questa zona sia avvenuta una guerra. Parla di un castrum, parla cioè di un villaggio fortificato militare che poi ha permesso di conquistare appunto gli Istri, ma non ha specificato con chiarezza, ecco. Quindi adesso parleremo di un qualcosa che non è ancora scritto sui libri. Volendo parlare della Varosandra, noi sappiamo che della Varosandra abbiamo alcune vestigia diremo così, dei Romani, come l'acquedotto, no? Questa favolosa struttura di 13 km che porta l'acqua potabile dalla Varosandra, dal torrente Rosandra a Trieste, la Tergeste. Ecco, ma questo, siccome ne abbiamo parlato più volte, ne parleremo poco o niente. Quello che viceversa voglio parlare è qualcosa che non è ancora scritto sui libri, è qualcosa di nuovo, cioè abbiamo trovato questo castrum, questo villaggio fortificato, lo abbiamo scoperto, lo abbiamo anche studiato e lo trovate soltanto nelle riviste dell'ecologia ancora, ecco, che vi dirà che la Tergeste che noi conosciamo non è la prima Tergeste, ma è la seconda, perché la prima sarà queste. Comunque, tornando a noi, il Senato quindi manda delle legioni a capo di un console che si chiama appunto Bolsone, Manlio Bolsone, che per conquistare appunto questa zona degli Istri, ecco, oltrepassa praticamente il limite per poter conquistare. Ecco. I Romani erano favolosi, erano evoluti in tutti i campi, nel campo dell'edilizia, dell'architettura abbiamo visto, nel campo anche, se vogliamo, religioso, economico e anche militare. Di particolare, di militare aveva questa grande capacità di costruire molte strade. I Romani costruivano delle strade notevoli, resistenti, moderne e molto diffuse, molto capillari, la cui funzione era essenzialmente due: quella economica, più strade ci sono, più l'economia circola, e poi quella importante, quella militare, perché avendo tante strade si poteva a marce forzate far arrivare in qualsiasi punto dell'impero le proprie legioni. Ecco. Quindi da Aquileia partono alcune legioni che vengono nel nostro territorio. E un altro aspetto interessante dal punto di vista militare è che accanto ai legionari partono anche delle navi se vogliamo da guerra, che partono dal porto di Ravenna e seguono, man mano che in qualche modo avanzano nel nostro territorio le legioni, seguono di porto in porto, in qualche modo danno un apporto, un sostentamento in qualche modo. Di che tipo? Innanzitutto camminando per strade forzate, per queste strade abbastanza
abbastanza relativamente comode, non ci si può portare dietro tutto, quindi sulle barche troveremo delle derrate alimentari, troveremo le armi, troveremo anche i macchinari che verranno usati che però non si possono portare, quindi è un aspetto interessante come diciamo così, dal punto di vista militare i romani agivano. Ecco, c'era contemporaneamente, e questo sempre Tito Livio ce lo racconta, delle navi che dovevano appoggiare. Ecco, quello che noi andremo a parlare adesso è appunto questo villaggio fortificato che è stato trovato. Quando noi andiamo per il Carso, andiamo in qualsiasi parte camminando, troviamo dell'erba, troviamo degli alberi, troviamo dei cespugli, ma non immaginiamo mai che sotto potrebbe esserci una strada romana, un monumento, una domus, cioè una casa romana in qualche modo, perché camminandoci sopra non vediamo niente. Ma se noi usiamo dei droni, essenzialmente oggi abbiamo la possibilità non solo di usare i droni, ma anche di avere delle macchine nuove, ecco, si chiamano LIDAR, ma che sarebbero una specie di radar che dall'altro fotografa la zona, bypassando diremo così, il fastidio che può dare l'albero, l'erba, i cespugli, eccetera. Vediamo un po' la prossima, per dopo tornare ancora una. Ecco, quando siamo nell'alto possiamo ingrandire. Ecco, come sono nell'alto, ecco, questo è l'accampamento di Grossana, che sarà uno degli accampamenti adesso che parleremo. Ecco cosa si vede dall'alto. Vediamo un rettangolo molto ben specifico che sta a indicare il perimetro, che vedremo fra poco come è fatto, sia di materiale lapidio, cioè di sassi, sia da palizzate in legno, e dentro troviamo il vero e proprio villaggio del militare. Ecco, quindi chiaramente dall'alto, se vedete questo, non potete pensare che sia la natura che fa un rettangolo, c'è l'opera dell'uomo e quindi si scava. Torniamo quindi all'inizio, ancora una, ecco, e quindi abbiamo trovato che sul colle di San Rocco, questo colle come vediamo è al centro della Varosandra, all'inizio proprio, è un colle che tra l'altro è attaccato vicino alla Varsila, se vi interessa, anzi la Varsila ha perfino scavato una parte per ingrandirsi. Sul colle di San Rocco abbiamo trovato un castrum, cioè un villaggio fortificato militare, qualcosa come 13 campi di calcio, molto grande, molto strutturato, che tra l'altro ha un notevole interesse perché sembra sia uno dei più vecchi villaggi fortificati che noi abbiamo trovato. Per alcuni è il più, parliamo del 178 a.C., è il più vecchio villaggio al mondo, villaggio diremo così, militare al mondo per alcuni. Comunque, anche esserlo quello dei più importanti in Europa, è una scoperta archeologica di grande importanza. Vediamo come accanto, perché il Colle di San Rocco? Innanzitutto perché posto al centro, qui siamo ovviamente circondati da castiglieri, dagli istri, eccetera, è posto al centro di una zona che poteva permettere dall'alto di questo colle di controllare a 360 gradi tutto cosa? Essenzialmente la presenza di un nemico che si sta avvicinando. Poi vediamo che sotto passa il torrente Rosaldra, ecco, quindi c'è anche importantissima l'acqua che è importante dappertutto. E dal punto di vista ingegneristico militare vediamo come non si sono fermati soltanto a un grande accampamento, ma ne hanno costruiti altri due, quello di Crociala Piccola a destra, che abbiamo visto prima, e una a Montedoro anche, che è stato riscontrato sempre con questa tecnica di LIDAR, o se vogliamo radar, così in senso generico, che doveva servire per maggiormente coprire il gruppo, la parte più importante dei militari, cioè se fossero avanzati dal nord o dal sud avrebbero prima incrociato questi piccoli diremo, villaggi militari che a sua volta avrebbero avvertito quello di San Rocco della presenza dei istri. Ecco. Quello che volevo anche sottolineare è che il mare che noi conosciamo oggi non è quello che era allora. Per esempio tutta la zona di Zaule, quella che oggi è la parte così industrializzata, non esisteva, era mare. Ecco. Quindi si può capire come le navi militari erano praticamente molto vicino all'accampamento di San Rocco e c'era questa sorta di simbiosi. Ecco. Cioè la nave portava i viveri, portava delle armi, portava delle munizioni e così via, ed era anche un rifugio, come tra l'altro vedremo fra poco, dei soldati militari. Ecco. Anche la zona delle Noghere era una zona praticamente di mare, che è stata poi
che è stata poi riempita da vari detriti. Ecco, ricorderei come la zona di Zaune dopo il 1950 è stata riempita di tutti i detriti della seconda guerra mondiale ed è stato usato come deposito di immondizie di tutti i tipi, quindi una zona tra l'altro tuttora ancora inquinata in qualche modo. Ecco. Mentre la zona di Noghera è diventata poi nel tempo una delle saline, ricordiamo la via delle saline che attraversa la zona delle Noghere, per ricordare questo, e poi anche qui sono stati versati nel tempo dei materiali, è diventato una terra. Ma quello che volevo dire è che il mare era molto più vicino alla terra e quindi si può capire come queste navi militari erano vicine all'accampamento. Quindi è molto, molto interessante su questo. Vediamo ancora un attimo, sì, la prossima. Qui praticamente sempre quella tecnica LIDAR o come vogliamo chiamarlo, vediamo numerose strutture, ecco, che ci indicano praticamente che c'era un accampamento costruito in modo particolare. Vediamo ancora la prossima, questa la saltiamo perché avevo detto che era prico. Sappiamo che era dell'accampamento, abbiamo trovato un po' di tutto scavando, ecco. Tra l'altro questa cosa carina è la presenza di questi chiodi, vediamo la prossima, che erano messi sotto queste calzature romane che si chiamano caliga, ecco, tra cui la parola probabilmente caligher nel senso triestino, cioè che colui che aggiusta le suole, le scarpe, e questi chiodi che si erano trovati in abbondanza perché si staccavano relativamente facilmente, servivano essenzialmente per proteggere un po' il piede dalle strade che per quanto ben fatte erano sempre un po' ondulate, malmesse, ecco, e poi servivano anche per non consumare la suola perché le scarpe costavano, non erano facili come oggi a trovarsi poche lire, ma costavano, e quindi questi simpatici, diciamo così, questi reperti simpatici di questi chiodi se ne sono trovati in abbondanza. Si sono trovati poi anche dei denari che hanno potuto anche permettere di datare quel villaggio, e si sono trovate delle anfore di vino, si sono trovati anche molti elementi interessanti. Vediamo un po' la prossima. Andiamo in pubblicità, dottor Cafagna, quindi sì. Ricominceremo di nuovo dalla prossima foto tra qualche minuto. Torniamo in diretta col dottor Dino Cafagna, io ho cambiato foto, eccola qua. Sì, vabbè, siamo arrivati che i romani sono arrivati a San Rocco, nella Val d'Osandra, come abbiamo detto, hanno costruito questo grande edificio, e quindi guardiamo un po' come è stato costruito essenzialmente. Ecco, a differenza dei castellieri che abbiamo visto erano semplicemente delle muri, come quelli che vediamo un po', quei muri a secco che vediamo un po' sul Carso che dividono i terreni a terreni, era una struttura primitiva importante ma non particolarmente resistente a un assalto di un nemico. Ecco, vediamo viceversa come si comportano i romani, qual è la caratteristica degli architetti militari in qualche modo. Ecco, quindi troviamo per difendere questo grande, ripeto, 13 campi di calcio, questo grande diremo così, villaggio, ecco, c'era una forza di fossato che obbligava il nemico a sorpassare il fossato, ma a sua volta era più basso ancora del dovuto, e quindi era facile per chi stava sopra bombardarlo con dei sassi, con delle frecce, con delle lance, eccetera. Poi si trovava probabilmente un muro, e sopra il muro si trovava un steccato di legno, essenzialmente, quindi era molto più complessa la struttura militare, appunto dal punto di vista militare i romani erano decisamente molto più evoluti. Vediamo la prossima. Questa è la teoria, questa è la pratica, quello che abbiamo trovato, che abbiamo visto prima. Ovviamente tante strutture come lo steccato di legno non si possono più trovare perché è deperito, ma si vedono appunto la struttura come era fatta. Questa siamo sempre sul colle di San Rocco in Val d'Osandra, ecco. Più strutture che rendono sempre più difficile l'assalto. Vediamo un po' la prossima, se mi ricordo. Vabbè. Quindi questo villaggio, questa scoperta è interessante innanzitutto perché ci permette di confermare quello che Tito Livio aveva detto, cioè che Trieste è stata una zona di conquista. C'è tra l'altro un piccolo particolare, che gli Este non erano proprio del tutto a digiuno di guerra, di tecniche militari, avevano dato comunque del filo da torcere ai romani essenzialmente. Ecco, per esempio in una giornata particolarmente nebulosa
sera con della nebbia, si erano riusciti ad avvicinarsi a questo villaggio, non solo, ma a superare queste barriere, a uccidere, quindi è una delle poche battaglie perse dai Romani, è riuscito quindi gli Isti a entrare nel villaggio e a uccidere tanti Romani, che poi presi alla sprovvista si sono spaventati e sono corsi verso le navi, come navi che dovevano servire anche come salvezza, abbandonando questo villaggio. È interessante che gli Isti, quando entrarono nel villaggio, trovarono tutto un ben di Dio, un sacco di viveri, un sacco di contenitori del vino, anfore e così via, che poi abbiamo trovato anche noi tante anfore, tanti pezzi, ecco. E quindi si diedero alla pazza gioia, cioè si ubriacarono in definitiva. Quando questi romani raggiunsero le navi, trovò il console Manlio che in qualche modo gli tirò le orecchie e disse: no ragazzi, noi siamo romani, dobbiamo combattere, non ci faremmo sconfiggere da questi Istri, e quindi si organizzarono e tornarono dopo poco tempo all'interno del loro villaggio, e trovarono tutti questi Istri ubriachi che non riuscirono a combattere, e li uccisero quasi tutti. Il re Epulo riuscì, il re degli Istri, pur essendo re, pur essendo ubriaco, fu portato via e fu messo in salvo. Ecco, quindi questa fu una grave sconfitta in qualche modo che viene raccontata per appunto far presente come questi Istri non erano poi del tutto a digiuno di tecniche di guerra in qualche modo. Ecco. E poi appunto pian piano i nostri romani riuscirono a combattere, a distruggere Castelliere per Castelliere, fino a raggiungere l'Istria, la punta dell'Istria, dove c'era diremo così, la città di Nesazio, che è la città dove la capitale in qualche modo degli Istri, dove si era rifugiato Epulo. Ed Epulo, circondato, si rese conto di non poter in qualche modo sopravvivere, di dover in qualche modo cedere ai Romani, e fece un gesto particolarmente, se vogliamo, un po' eroico, quello di uccidere la moglie, i figli e se stesso. Ma perché? Probabilmente prima per fare uno sgarro ai Romani: non mi avrete mai vivo. Secondo, perché i Romani avevano una cattiva abitudine, quella che quando conquistavano una popolazione portavano questa popolazione a Roma, in una sorta di passeggiata trionfale, dove portavano tutto quello che erano riusciti a raccogliere, tutto ciò di valore, ma soprattutto una parte della popolazione che veniva schiavizzata, e soprattutto il re, la regina e i figli venivano portati scalzi, mal vestiti, sotto sotto l'ubribrio della folla, magari anche qualche sasso, qualche sputo, e poi rinchiuso come preda di guerra in qualche carcere, in qualche cella fredda, e dove sarebbe morto in qualche modo. Ecco, per evitare questo affronto a sé e alla famiglia, lui preferì a uccidere. C'è un altro particolare interessante: come abbiamo detto, troviamo sempre delle otri, delle anfore di vino quando si parla di guerra. Ma cosa c'entra il vino con la guerra? Noi troveremo con i Romani, nel Medioevo, nelle guerre napoleoniche, nella prima guerra mondiale, sempre la presenza del vino. Ma che significato è? Beh, a parte che è comprensibile che invece di bere acqua, ai militari qualche volta piace bere anche del vino, porta un po' di allegria, è un gusto un po' diverso, ma è una tattica militare, è molto interessante. Prendiamo per esempio un ragazzo della prima guerra mondiale, quei ragazzini di 18-20 anni che venivano dalla campagna, che non gli interessava assolutamente niente della guerra, ma possiamo capire che questi ragazzini hanno visto il giorno prima morire su un colle dove c'era una mitragliatrice austriaca centinaia e centinaia di propri amici, di giovani come lui. Ecco. Questi giovani, tra l'altro di 18-20 anni, venivano dalla campagna, a differenza dei nostri che ormai hanno una cultura, vanno a scuola, hanno internet, sono abbastanza così navigati in qualche modo. Questi erano gente semplice che desiderava, come tutti i giovani, di avere una famiglia, una moglie, dei figli, una vita. Ecco, sapere che il giorno dopo in guerra avrebbero potuto morire, avevano un terrore, lo avremmo tutti chiaramente, ecco, non solo in questo caso, e loro però comunque questo terrore lo sentivano come un forte disagio psicofisico, stanchezza, paura, il pensiero sempre alla morte, perché nessuno desidera la morte,
nessuno vuole il giorno dopo saper di rischiare la morte in qualche modo, e quindi erano terrorizzati, un terrore che ovviamente si riversava anche sul piano psichico e fisico. Per esempio, alla notte, chi dorme la notte sapendo che il giorno dopo potrebbe essere l'ultimo giorno della sua vita, e quindi il giorno dopo si presentavano sul campo di battaglia terrorizzati, spaventati, stanchi, insonni, non avendo dormito, erano senza riflessi, senza abilità. Ecco, per far questo, ormai è una cosa conosciuta nel campo militare, quindi anche i romani avevano paura della guerra, della morte, si dava abbondanza di vino. Nella prima guerra mondiale spesse volte non c'erano i viveri, spesse volte non c'erano le munizioni, ma il vino c'era sempre presente, perché i generali avevano capito che il vino era importante per distogliere la mente da questo problema, per ridurre questa tensione, per anche alla fine far dormire, magari sotto l'effetto dei fumi d'alcol, questi ragazzi, in generale qualsiasi militare, in modo tale che il giorno dopo, avendo dormito, avendo distolto da questa paura, siano un po' più freschi e meno stressati. Ecco, quindi il vino lo troviamo spesse volte nella guerra come tecnica militare molto, molto, molto curiosa. Ecco. Comunque, sempre parlando della Valosandra, sempre parlando dei militari, ricorderei questa grande struttura che è stata altro esempio di architettura romana di grande evoluzione. Praticamente parliamo dell'acquedotto romano che da Bagnoli arrivava alla Tergeste. Ecco, l'acquedotto, stranamente, se voi vedete, è un po' arzigogolato. Ma perché arzigogolato? Beh, i romani non avevano elettricità. Voi sapete che, non so, l'acquedotto di Aurisina significa aver trovato nel 1850 dell'acqua che proveniva appunto l'acqua potabile che proveniva da Timavo e poi veniva spinta su con delle pompe, prima vapore acqua e poi elettricità, fin sopra il cima, dopodiché arrivava a Trieste e così via. Ma a livello di romani non esisteva elettricità, non esisteva nessun tipo di pompa, soltanto la gravità. Quindi la ingegnosità di questi architetti romani è quella di portare l'acqua dalla Valosandra semplicemente cercando una minima differenza, l'1, il 2 per 1000, cioè significa che per 1000 metri, 1 chilometro, dall'entrata dell'acqua fino all'uscita c'era una differenza di altitudine di 1-2 metri, quindi se l'acquedotto romano è di circa 13 km, la differenza tra la Valosandra e la Tergeste era qualcosa di circa 20 metri, 20-25 metri, ecco. E loro hanno sfruttato soltanto questa piccola differenza. Per trovare questo però hanno dovuto non fare come faremo oggi noi una linea diretta, un tubo diretto, ecco, ma essenzialmente trovare i punti dove c'era la possibilità di sfruttare questi 1-2 millimetri di pendenza in qualche modo, e qui si è trovato appunto troviamo questa struttura arzigogolata. Ogni tanto scavando, come vediamo nei vari punti, si possono trovare ancora l'acquedotto romano che, ripeto, era molto interessante e che arrivava a San Giacomo, dopodiché per la via San Michele arrivava fino a un fontanone che era l'ultimo stadio in qualche modo in via in Cavana. Ecco, ricorderei che questo poi tutto il fatto che la Tergeste romana è cresciuta a dismisura, 12.000 persone, se tu hai 4-5.000 persone, queste possono sopravvivere con le sorgenti, con le fontane, con le cisterne che si trovano nel luogo, ma se la popolazione aumenta l'acqua è importante non solo per le persone ma anche per l'attività industriale, per in qualche modo portare l'acqua sulle navi che dovevano partire con una certa riserva, ecco. E poi tra l'altro questo acquedotto alla fine, non che è importante, portava un sacco di acqua, non è bastato, per cui sotto i romani si sono formati altri 2 acquedotti, uno è San Giovanni, uno è Sette Fontane, per dire, ecco. Comunque vediamo un attimo la prossima, se mi ricordo bene. Sì, questo riassume grosso modo che i romani in alto potevano sfruttare solo la pendenza, per cui per esempio formavano degli archi quando c'era una fossata, una valle, ecco. Mentre oggi sotto vediamo che possiamo pompare l'acqua come vogliamo, in alto, in basso, eccetera, perché abbiamo delle pompe, ecco. Per esempio, non so, a Sistiana vediamo quella torre piezoelettrica chiamata, cioè quella specie di torre, quella è una pompa che spinge l'acqua che proviene da Aurisina, dal Randaccio, lo spinge verso la città, ecco. Perché loro erano bravissimi a fare una cosa simile, perché hanno sfruttato la semplice pendenza, come vediamo in questo caso. Vediamo un po' la prossima. Vabbè, sì, brevemente
facciamo presente che i torrenti non sono potabili, perché i torrenti scorrendo in superficie raccolgono tutta il terriccio, le immondizie e perché no, anche la presenza di animali, per cui l'acqua del torrente non è potabile. Quindi quando noi parliamo dell'acquedotto romano, parliamo che i romani avevano trovato una fonte, una sorgente di acqua estremamente pura che proveniva dall'alto della zona della base in qualche modo appunto di San Servolo, dove c'è il castello di San Servolo, ecco, una vasta zona, essendo un carso tutta l'acqua a mo' di imbuto in qualche modo si riversava e usciva da questa è la fonte Oppia, che sarebbe la fonte di acqua pura che poi si mescola, come vediamo sotto, col torrente, e da qui partiva l'acquedotto che abbiamo visto più volte andando in Varosandra, quell'acquedotto che portava l'acqua qui. È molto, molto importante, in verità questo era un po' più su, ecco, poi durante tutte le guerre, anche la seconda guerra mondiale eccetera, l'abbiamo modificata, però quello che è interessante è questa. C'è un particolare interessante, noi la chiamiamo fonte Oppia, ma non abbiamo la più pari idea come chiamavano i romani della struttura di questa acquedotto. Noi abbiamo soltanto i reperti archeologici, ma non abbiamo nessun scritto, non sappiamo bene, soprattutto non sappiamo come si chiamava questa fonte. La dizione di fonte Oppia deriva da Rossetti, da Domenico Rossetti, che voi sappiamo è stato un grande personaggio, uno studioso, un avvocato, ma anche un archeologo, che voleva in quel periodo, all'inizio dell'Ottocento, quando Trieste stava sviluppandosi dal punto di vista anche non solo urbanistico ma anche del numero delle persone, c'era una forte necessità di acqua. Cercò quindi, tra le tante cose, di poter riattivare l'acquedotto romano. Non ci riuscì, anche perché le cose erano cambiate, perché era molto lontano, perché l'acqua comunque che sgorga è poca in confronto ai 200.000 triestini di allora in qualche modo, ecco. Però la definì Oppia perché trovò che nella zona c'era una quercia che si chiama l'Oppia, ecco, la quercia l'Oppia, che si chiama una delle tante querce, e quindi lui per assonanza chiamò fonte Oppia, che potrebbe sembrare di origine romana, ma è un'invenzione del nostro Rossetti in qualche modo. Vediamo un po' avanti. Beh, a Varosandra troviamo questo, no? Dovete immaginare, in verità, vediamo la prossima se vi ricordo bene. Sì, devo immaginare che non è che scorresse all'aperto, era chiuso l'acquedotto, come vediamo qui, c'era una base di calce, di materiale calce che era una base impermeabile, abbiamo dei muri e abbiamo un tetto in mattoni, ecco, una cosa estremamente elaborata, quindi quello che vediamo noi è la parte scoperchiata, ma in verità doveva essere coperto per tutti i suoi 13 chilometri in qualche modo, ecco, quindi vediamo un po' l'ingegneria dei nostri ingegneri militari e civili in qualche modo, che sapevano come costruire. Vediamo un po' la prossima. Sì, l'acqua comunque, l'acqua in qualche modo del Rosandra, ma soprattutto dell'acquedotto romano, è stato di fondamentale importanza per far crescere, perché noi abbiamo come tema la Varosandra, far crescere la popolazione della Varosandra. Questa è diremo così, l'abitato di Bagnoli, ecco. Vedete come l'abitato è stato costruito, quella linea nera è l'acquedotto, ecco, che passa ancora, ci sono numerose vestigia sotto, che passa sotto Bagnoli. Tra l'altro la parola Bagnoli deriva dal latino balneum, che significa, come sentite, bagno, acqua, quindi zona ricca d'acqua in qualche modo. Ma si chiama anche Bolunz perché in sloveno significa Bolunz, che significa sorgente migliore, significa acqua, una zona dove c'è la sorgente di acqua potabile, quindi questa cittadina ci ricorda come l'acqua sia stata importante. Noi non sappiamo con esattezza se Bagnoli è nata nel periodo dei Romani in qualche modo, ma con molta probabilità alcune case c'erano. Perché? Perché l'acquedotto, quando lo costruisci, poi non è che venga abbandonato, ci vogliono innanzitutto delle persone che possano in continuazione controllare che tutto vada bene, che non ci sia un crollo, che non ci sia uno smottamento,
costruito, o che non ci sia anche la rapina di sassi perché i contadini, pur di costruirsi le proprie case, rubavano anche quello che potevano, ma ancora anche dal punto di vista militare, perché se un popolo, un nemico, vuole mettere diciamo così, a stringere un assedio alla città di Tergeste, la prima cosa che fa è di tagliargli l'acqua. Non occorreva distruggere tutto, bastava un piccolo pezzo e non passava più l'acqua per Trieste, quindi venivi ad assetare. E quindi c'erano delle guardie che controllavano la presenza appunto di questo, che controllavano l'acquedotto dai nemici o di qualsiasi altra persona che avrebbe potuto provocarlo. Quindi è molto probabile che ci siano state delle case per i militari, per le persone che dovevano in qualche modo custodire, e quindi è affascinante questa idea come, ma lo vediamo da questo quadro, come questa Bagnoli sia stata costruita attorno all'acquedotto. Vediamo la prossima. Quando di fatti ogni tanto si scava, questa è una casa che è stata ristrutturata per diventare un hotel, e scavando le fondamenta hanno trovato un pezzo d'acquedotto che è stato messo, per volontà della sovrintendenza, sotto vetro ed è visitabile. Quindi vediamo come l'acquedotto sia ancora presente. Vediamo ancora un attimo, una prossima. Vicino, sempre a Bagnoli, c'è un'altra sorgente che si chiama appunto la sorgente di Bagnoli, che si può anche visitare. Ecco qui, quest'acqua proviene in qualche modo diremo così, dai monti sovravoltati, dal Monte Carso essenzialmente, dove tutta l'acqua a modo imbuto arriva a questa zona. Quindi in Bagnoli abbiamo un'altra sorgente che poi serviva per alimentare sempre l'acquedotto in qualche modo. Vedete un po' questo, vediamo la prossima. E si chiama appunto l'antro di Bagnoli, come vediamo, un antro così nascosto, che però porta dell'acqua pura, acqua potabile, che adesso come adesso va nel Rosanna, ma quella volta veniva incanalata nel torrente, nell'acquedotto per maggiore abbondanza. Vediamo la prossima. C'è una storia molto carina riguardo questo antro di Bagnoli, essenzialmente. Una trentina d'anni fa c'è stata una grande pioggia che ha fatto sì che questa sorgente nell'antro sia talmente, diremo così, voluttuosa, talmente impetuosa in qualche modo, da far fuoriuscire un sacco di fango e delle monete romane in qualche modo. Furono recuperate una trentina, ma si racconta come i ragazzini di Bagnoli, quando hanno sentito questa notizia, si sono precipitati e hanno portato a casa alcuni, ma la sovrintendenza è riuscita a recuperare. Quindi questo dato curioso che nell'altro c'era questo denaro. Ma perché c'era questo denaro? Ecco, le ipotesi sono due. Innanzitutto voi sapete che l'acqua era anche ai tempi dei Romani importante, e si costruiva vicino alla fonte d'acqua una cappella, una chiesa, un punto per ringraziare il Dio di avere questo dono importante che sarebbe l'acqua in qualche modo, ma soprattutto anche pregarlo di mantenerla. Ecco, noi abbiamo nel San Giovanni Duino, San Giovanni in Tuba, vicino alle sorgenti del Timavo, abbiamo una chiesa che oggi sappiamo era medievale, gotica, ma abbiamo, lo possiamo anche vedere, delle chiese paleocristiane, una chiesa anche romana, probabilmente dicono ancora anche celtica, e cioè tutte le popolazioni vogliono ringraziare gli dei per dare questa situazione. Quindi la prima ipotesi è che si è voluto, come spesso succede, mettere dei soldini per ringraziare il divinità, oppure una cosa più banale, che qualche ricco signore, quella zona è sempre una zona un po' di confine, di guerre, nella paura che qualche nemico in qualche modo abbia potuto distruggere la sua casa e i suoi patrimoni, abbia nascosto questo gruppo di monete che poi è fuoriuscito in qualche modo. Ecco. Comunque cosa importante in questo è che queste monete sono state datate grosso modo I secolo d.C. Ora noi non sappiamo con esattezza quando è stato costruito l'acquedotto, ma grazie a queste monete noi oggi possiamo dire che l'acquedotto è stato costruito durante il I secolo a metà o I secolo di a.C. Quindi sono monete che hanno permesso agli studiosi e agli archeologi di datare con maggior sicurezza quello che non avevamo di sicurezza, cioè la data. Vediamo la prossima. Beh, c'è un'altra cosa, sempre parlando di caverne, sempre parlando di religione, eccetera. Vicino al Timavo noi abbiamo scoperto da poco, quindi anche questa è una notizia abbastanza recente, è la grotta del Mitrio. Ecco, chi era Mitrio? Mitrio era un dio pagano, un dio
nato in Persia, che è portato qui dai legionari. I legionari hanno combattuto dappertutto, quindi ha combattuto anche in Persia. Questo Dio, questa religione era affascinante. Innanzitutto era, diremo così, aveva un Dio solo come quella cristiana, aveva molti parallelismi con quella cristiana, pensava all'aldilà, ecco, e aveva molte caratteristiche, per cui i legionari rimasero così in qualche modo attratti da questa religione e la portarono in Italia, se vogliamo. Ecco, ricordiamo come la zona di Timavo era una zona di confine, abbiamo visto prima, tra Romani e Istri, e quindi era una zona di confine dove questa grotta è importante. Tra l'altro è stata scoperta di recente, circa 30 anni fa, quando le grotte, tra l'altro, possono anche chiudere, ecco, a mo' di, se vogliamo, un po' di scrigno in qualche modo. Ecco, se c'è uno smottamento, se c'è un crollo in qualche modo, la grotta si chiude e quello che dentro resta in qualche modo conservato. Ecco perché noi diciamo che le grotte sono dei scrigni di archeologia, perché permettono. E difatti questa è una storia molto simile, perché c'era un bucherello sotto degli ammassi e un qualche archeologo ha voluto in qualche modo farsi spazio e ha trovato delle monete, ha trovato delle ceramiche in qualche modo che l'hanno spinto a scavare e a pulire questa caverna, che è una caverna che prima era piena di detriti, e a scoprire quello che vediamo: un altare, al centro vediamo l'altare, ai lati vediamo in qualche modo gli scragni, vediamo tanti diremo così, colonne votive, e in fondo un po' il quadro, che poi è una scultura, vediamo se la vediamo nella prossima, del dio Mitreo. Ecco, questa è un bassorilievo, in sé non è molto chiaro, ma alla base vediamo un toro che viene ucciso dal dio Mitra con un coltello a livello del giugolo, e questo sangue sparge sulla terra e diventa un sangue che porta in qualche modo benessere, beneficio, ricchezza in qualche modo. Ecco, qui veniva in qualche modo lodato e in qualche modo seguito. Ecco, quindi era interessante e, ripeto, all'inizio ha fatto anche un po' di concorrenza al cristianesimo perché aveva dei punti particolari. Ecco, quindi questa interessante scoperta, per caso, sempre in una grotta, di alcuni aspetti della religione, che tra l'altro è vissuta prima del I-II secolo, quindi non è che sia scomparsa subito, insomma, anche se il cristianesimo poi ha fatto piazza pulita. Vediamo la prossima, se mi ricordo. Vabbè, questa lo vediamo come abbiamo visto prima, ad un'altra figura. Ecco, è molto interessante. Ultimo particolare, sempre nella zona del Biomito, noi troviamo questo. Che cosa è questo? Sono delle pietre di calcare che portano sopra un solco dei carri. Qui passava la via Gemina, abbiamo detto l'altra volta. La via Gemina è una sorta di autostrada romana grande, ci passavano i carri. Se parleremo per esempio della strada del Sale, sono delle mulattiere dove si passavano solo i muli. Qui viceversa proprio è una strada ampia, ben fatta, passavano i carri. Al bel tempo, come vediamo, questi carri hanno provocato questi solchi, che se ne trovano alcuni, si trovano molto belli, quindi è una curiosità come questi solchi hanno 2000 anni e sono il segno di come i carri romani, che andavano e venivano, ma anche militari, non solo dal punto di vista mercantile, ecco, hanno lasciato il segno di questo scavato nella roccia. Ecco, un dato simpatico, ecco, che voi potete trovare su alcune rocce ancora oggi a San Giovanni, in Tuva, San Giovanni di Duino. Grazie dottor Cafagna. Grazie a voi. Ci vediamo tra 2 settimane. Ci vediamo tra 2 settimane. Buona giornata a lei, buona giornata a tutti i telespettatori che hanno seguito anche questa Bene, mattina. signori. Sveglia Trieste, arrivederci. Arrivederci. Ci vediamo.